Allora, direi che siamo in live sperando che il buon StreamYard come sempre ci assista, credo proprio di sì, e quindi bentornati su Parresia. Ora, perdonate la mia latitanza, di nuovo, ormai è proverbiale, e perdonate anche il mio outfit, ma mi sto riprendendo da un febbrone enorme, infatti, insomma, la mia cera, come potete notare, non è, diciamo così, splendente. Però, insomma, non volevo, diciamo, impedire che il corso di questa live, e specialmente di questo argomento, andasse praticamente a ramengo, e quindi di conseguenza, eccoci qua. E quindi oggi di cosa parliamo? Parliamo della prima fase della guerra dei 30 anni, ovvero la fase boemo-palatina. Ospite di stasera, di questa puntata, di questa live, è per la prima volta sul canale Marco Cencio, che io saluto e ringrazio molto per la sua disponibilità. Ciao Marco. Ciao Luca, grazie. Ringrazio io te per la possibilità di poter parlare su questo canale di questa interessante e complicata allo stesso tempo fase storica. Quindi sarà una bella sfida soprattutto per me, soprattutto per me, poi speriamo non lo sia invece per gli ascoltatori. Guarda, è un conflitto veramente incasinato, se posso dire, anche studiarlo pure nei manuali è estremamente difficile, spesso viene molto condensato e bisogna spesso e volentieri andare molto nel profondo e spesso e volentieri persino in bibliografia straniera per capirne effettivamente, diciamo, i vari passaggi. Non è una cosa così semplice, ma noi ci proviamo, anche perché YouTube Italia manca di questo approfondimento su questo argomento e quindi noi proviamo di fatto a dare il nostro apporto, ecco. Anche i manuali di storia delle scuole mancano della parte degli 30 anni. Questa battuta prima o poi sarebbe uscita, facciamola uscire subito e togliamoci il sassolino, no? Ti prego, non parlarmene. Ho interrogato persone che improvvisamente mi hanno detto che la guerra dei 30 anni è scoppiata a causa della Francia, ma pazienza. Ok, non è così. Va tutto bene, è tutto lecito, nulla è reale, tutto è lecito, diceva un noto videogioco, no? Esattamente. Complimenti per la citazione nerd. Detto questo, allora... Ma guardare i punti per perderli dopo, è un bilancio che mi voglio giocare. Guarda, allora, prima di passare ovviamente alle tue slide, io vorrei un attimo fare un recap, cioè diciamo partire da dove ci eravamo fermati con Elia Morelli lo scorso mese praticamente, cioè il fatto che a un certo punto il conte di Thurn e i suoi accoliti entrano dentro il castello di Praga, prelevano praticamente i nostri tre amici degli Asburgo, cioè Fabricius che era il segretario, Willem Slavata e Martinitz, e li scaraventano a 15 metri sotto dal palazzo, dal castello di Praga. E da lì, insomma, questa piccola, tra virgolette, piccola rivolta fa scatenare poi il conflitto di cui stiamo parlando oggi e fa partire proprio la fase che andremo ad analizzare oggi. E allora, se vi siete persi appunto le puntate precedenti, ovvero la puntata precedente, andatevela a recuperare e poi, insomma, venite qua. Anzi, prima guardate questa, poi vedete di quella prima e poi ritornate qui di nuovo. Esatto, detto questo, giusto. Allora Marco, partiamo? Che dici? Sì, possiamo fare così. Benissimo, allora dimmi quando mi fai un cenno, mi dici qualcosa, io cambio la slide e poi quando possibile, insomma, intervengo anch'io senza nessun problema, se vuoi. Anzi, sì, assolutamente, anzi, sarà un gran piacere aspettare i tuoi interventi. Premessa iniziale subito, ho voluto dare un focus che fosse attinente maggiormente alle mie corde, ovvero dare un focus di natura militare, strategica, tattico-strategica, rispetto a magari altri temi che sono fondamentali e importanti e insieme agli aspetti militari segneranno fortemente tutte le fasi. La guerra dei 30 anni segnano tutti i conflitti, tutte le guerre, tutta la parte del storia dell'uomo.
l'aspetto religioso, l'aspetto economico, l'aspetto sociale, l'aspetto politico, diplomatico, insieme all'aspetto militare, appunto, sono fondamentali e vanno tutti a braccetto. Ho voluto dare un focus, come ho detto prima, un focus perché maggiormente attinente alle mie corde, e l'intervento di Luca può permettere di fare un trade union e via via andare anche a spiegare altri punti di vista, così che possa essere un'analisi la più completa possibile. Prima slide, semplicemente di presentazione dell'argomento, e una bella immagine che ho trovato nelle ricerche quando dovevo fare le slide. Ho avuto difficoltà a fare queste slide, Luca lo sa perfettamente, anche io l'ho latitato nel dargli le slide, solo per far vedere, rendere graficamente la complessità dell'aspetto, di un aspetto non militare ma appunto religioso nella Germania, nel territorio del Sacro Romano Impero, quindi dell'attuale Germania, di parte attuale Germania dell'epoca, che è stato il tema che è stato ampiamente trattato nelle live precedenti, quindi anch'io vi invito a andare ad ascoltarla, perché così poi potete iniziare, perché tutta la parte prima io la salto completamente, per me non è esistita, basta, andiamo avanti. Quindi passiamo già alla seconda slide, così ci togliamo il dente, e appunto le cause che sono state ampiamente trattate. Ma defenestrazione di Praga, che è l'inizio di quella rivolta, questa rivolta boema contro Ferdinando, che diventerà poi Ferdinando II, sarà poi eletto imperatore del Sacro Romano Impero, perché Ferdinando II era un sovrano cattolico, appunto, che voleva anche in qualche modo, arciduca d'Austria, voleva centralizzare il potere in Boemia. E questa cosa non era ben vista dai nobili, e quindi inizierà uno dei motivi per cui inizierà la rivolta. Nella live precedente è stato detto che la corona di Boemia sarà poi promessa o in qualche modo affidata via via a diverse figure finché non si troverà chi l'accetterà. Chi sarà quello che l'accetta? Federico V del Palatinato. Non era la prima scelta, però insomma se la sono fatta andare bene tutti questa scelta, e quindi è accettata, è venuta così. E inizieranno da questo momento, inizieranno poi le operazioni militari nel 1618 con ancora l'elezione, in realtà le elezioni in corso, e la Boemia che comincerà a combattere contro Ferdinando II, che invece voleva ottenere il regno di Boemia. Quindi vedete già che in una fase interessante quella dei 30 anni è lo spostamento temporale. Mentre noi siamo abituati a ragionare per date, viene incoronato imperatore 1, inizia la fase molto rigida, qua è una fase già molto fluida. Defenestrazione nel 618, iniziano alcune minori operazioni militari, intanto la corona si cerca di individuare chi diventerà re di Boemia, e intanto poi succedono altri fenomeni in contemporanea. L'imperatore del Sacro Romano Impero è vado a memoria, un parente di Ferdinando II, Mattia, non era il padre, vero? O era il padre? No, correggimi se sbaglio. Era il cugino. Era il cugino, qua tutta una serie di cugini praticamente, perfetto, era il cugino. Perché poi, scusami se ti interrompo, non ci mancherebbe. Faccio proprio un piccolo salto in avanti. Un anno dopo, nel 1600, anzi quasi un anno dopo, nel 1619, il nostro Mattia ci lascia, e onde evitare praticamente che la corona del Sacro Romano Impero, diciamo in qualche modo, arrivasse ad essere motivo di ulteriori scontri sanguinolenti, diciamo così, allora, non avendo figli, dice bene, è bene che allora stia all'interno della famiglia Asburgo, quindi chiamo Ferdinando II, mio cugino, d'Asburgo, Ferdinando II di Stiria, che praticamente gli era già stata data in realtà la corona di Boemia, e poi successivamente gli sarebbe poi stato attribuito il ruolo di imperatore. Era proprio così un po' lo schema, no? Era una sorta di cursus honorum diplomatico all'interno del Sacro Romano Impero. Sì, era okay. Un po' così, esatto, possiamo intenderlo così, ma ovviamente poi ci sono tutte le problematiche che legate agli elettori, chiaro. Legate agli elettori, ma specialmente il fatto che
se prima la Boemia aveva, e qua ripeto, ripescatevi la live precedente, aveva una lettera di maestà, che appunto tu menzioni nelle tue slide, del 1609, il nostro Ferdinando non volle ovviamente rinnovarla. Tant'è che appunto questo portò ovviamente i boemi a arrabbiarsi parecchio e poi a scatenare, dopo oltretutto un'ulteriore presa di posizione da parte di Ferdinando II, cioè impedire la costituzione di chiese protestanti e anche calviniste, di fatto, all'interno del territorio boemo, quindi ledendo la lettera di maestà, ovviamente poi tutto questo fece andare tutto in un enorme cataclisma, dalla defenestrazione di Praga fino a, ovviamente, il 1648-59. Questo è proprio insunto. Prego Marco, scusa. No, ma ci mancherebbe, però già qui vedete come si intrecciano questioni militari, questioni diplomatiche. Adesso spero che mi si senta meglio, perché ho ancora avvicinato di più il microfono. Questioni sociali, economiche, in tutte insieme, in un contesto veramente complesso. Se infatti andiamo nella slide successiva, ecco, vedete proprio le aree di cui parleremo: il regno di Boemia, la parte dell'Austria, poi ovviamente la Baviera, il Palatinato, che a sua volta si divide in due: basso Palatinato e alto Palatinato, con caratteristiche talora differenti. È proprio un contesto molto complesso. E in tutto questo poca complessità, no, che Luca ha evidenziato, nel 1619, quindi ripeto, inizia questa piccola rivolta che potremmo definire interna al Sacro Romano Impero, quindi locale. Il Regno di Boemia non vuole una figura che vada contro dei diritti concessi e acquisiti che diano una sorta di autonomia al Regno di Boemia dentro il Sacro Romano Impero. In tutto questo, nel 1619 l'imperatore Mattia muore e vi deve essere un'elezione del nuovo imperatore del Sacro Romano Impero. E in tutto questo, ovviamente, uno dei candidati, che poi fosse anche l'unico, adesso qua, anche qui non me lo ricordo a memoria, è Ferdinando II, che viene eletto, correggimi anche qui se sbaglio, all'unanimità. Tutti, o forse c'è qualcuno che anche non subito. Allora, non subito, sì, verrà eletto comunque. L'unica cosa è che proprio per questa sua elezione, a maggior ragione, insomma, il problema palatinato è che, come anche il problema Regno di Boemia, che sono due principi elettori laici. E se tu poni sulla testa la corona di Boemia all'elettore del Palatinato, tu hai praticamente due voti protestanti in uno. Certo. C'è un problema. C'è un forte problema. Nel 1619 la corona di Boemia viene poi data come abbiamo detto, a Federico V del Palatinato, e in tutto questo a queste piccole rivolte, queste operazioni militari contro Ferdinando II iniziano e portano avanti, e arriveremo anche lo vedremo nelle slide successive, al Regno di Boemia, che comincia ad ottenere dei piccoli successi contro Ferdinando II. Fino ad ora però sono abbastanza ben messi e riescono a vincere. Con l'elezione di Ferdinando II a imperatore del Sacro Romano Impero, le questioni cominciano a essere ancora più complicate, perché Ferdinando II otterrà dei finanziamenti, coinvolgerà un altro suo cugino, Massimiliano I di Baviera, che va nel 1619 resuscitare in qualche modo, comunque riattivare, usiamo un termine più corretto, riattivare e mettere al servizio del nuovo imperatore la Lega Cattolica, con al comando la Baviera, regione molto ricca, anche molto forte a livello militare. E poi arriverà un altro attore ancora più forte. Arriveranno il ramo spagnolo degli Asburgo. Da Bruxelles, dal Belgio, arriveranno i rinforzi spagnoli, e poi dall'Italia, anche dal Tirolo, arriveranno i rinforzi spagnoli italiani per Ferdinando II. E per il Regno di Boemia le cose cominceranno a essere molto più complicate. Molto, molto più complicate.
come vedete, questa fase che sembrava molto nel libro di storia viene trasmessa molto liscia, molto facile, in realtà è già di per sé molto molto complicata. E si combatterà su 3 scenari differenti, poi li approfondiremo, stiamo solo facendo un intro molto lunga per capire quanto è complicata. Se cambiamo ancora slide, c'è un'altra immagine per far capire, adesso non badate alle frecce, badate solo alle 3 ellissi rosse, sono le 3 principali aree, ci sarebbe poi anche una quarta che è il basso palatinato, scusate, l'alto palatinato, che è vicino a un'ellissi della Boemia, dove si combatterà questa fase, che si dovrebbe dividere in 2 parti. La fase boema, che stiamo trattando in questo momento, dal 1618 al 1620, e poi fino al 1623-24, un pezzo del 25, la fase palatina, ovvero le operazioni nel Palatinato e poi il tentativo di riconquista del Palatino da parte delle forze protestanti sotto Federico V. E allora ti faccio una domanda, io, Marco, che in realtà è una domanda molto retorica perché so perfettamente che tu saprai la risposta. Aia, l'hai tirata così? No, non è vero, no, stai tranquillo. Allora, delle 3 ellissi, tu ne hai cerchiata una appunto all'episcopato, insomma, di Münster, giusto per quello più a nord, fondamentalmente. E ovviamente io ti vado a chiedere, in maniera, ripeto, molto retorica, perché? Perché? Perché c'è il cammino spagnolo. Certo, ma su questo si ricollega ma insieme anche al basso palatinato, perché gli spagnoli si sentirono in dovere, in qualche modo vollero intervenire economicamente, ma anche molto forte a livello militare, poi in questa guerra che per ora, e ripetiamo per ora, era un conflitto che la storiografia individua come interno al Sacro Romano Impero. Al netto di alcune alleanze diplomatiche di Federico V, ricordiamo che Federico V era imparentato con Giacomo I Stuart e otterrà delle connessioni diplomatiche. Aveva sposato la figlia. Giacomo I Stuart aveva sposato la figlia. Era il suocero. Quindi Federico V era il genero di Giacomo I. Sì. Vabbè. Quello che, insomma, scusatemi, un piccolo lapsus, mi sono confuso. Cerca anche delle alleanze esterne con l'Ungheria per avere alleati da parte dell'Ungheria di, com'è che si chiama, Gabor Horn? No. Scusate, io con noi sono una Bethlen, te lo dico io. Gabor Bethlen. Gabor Bethlen o Gabriele Bethlen. Gabriele, va bene, chiamiamolo Gabriele perché io così riesco a pronunciarlo in modo corretto. Che era per l'appunto il voivoda di Transilvania, e nonché era, come posso dire, una sorta di tributario quasi anche del sultano che diventerà nel post 1620, dovrebbe diventare re d'Ungheria, se non vado errato. Assolutamente sì, infatti inizia ad insinuarsi e che aveva promesso aiuto militare molto forte, si parla di circa 30.000 uomini a Federico V. Ora, l'immagine è molto piccola, lo vedremo successivamente, immaginate che per un momento circa 30.000 uomini piombarono insieme a quelli del Regno di Boemia alle porte di Vienna. Non sono, come si potrebbe dire, non sono bruscolini. Però questo personaggio entra velocemente e così come è entrato velocemente sparirà dalla scena di questo conflitto, dando solo qualche aiuto perché sarà richiamato altrove per l'intervento un po' del Regno di Polonia, un po' per altre beghe interne al suo regno, Regno d'Ungheria. Aveva promesso aiuto, però poi a un certo punto sparirà. E quindi già un personaggio grande, purtroppo lo dobbiamo salutare e abbandonare. Abbiamo accennato agli spagnoli, lo vedremo dopo bene perché intervenivano proprio per quello che hai detto tu, Luca, del cammino della strada di Fiandra, perché erano territori fondamentali per gli spagnoli che fossero controllati o quantomeno tenuti al sicuro, stabili, per rifornire le truppe spagnole nel Belgio nei confronti delle Province Unite, appunto, che è un conflitto che per il momento è in pausa. Hanno una tregua di 20 anni, sono in una tregua di 20 anni, finirà poi nel 1621. 12 anni. 12 anni. 12 anni. 20 anni che appunto, 20 anni perché finisce nel 21 questa tregua. Sì. E quindi ovviamente si innesta praticamente pure
tutta la questione delle Province Unite. E poi, oltretutto, se avete visto, avete letto comunque i romanzi del Capitano della Trista, nel 1624 ci sarà la famosa presa di Breda con Ambrogio Spinola e quant'altro. Spinola che, tra parentesi, in questa fase, nella fase palatina più che altro, farà la sua comparsa, oltretutto, perché verrà mandato proprio per sedare, se vogliamo dire così, sedare la rivolta, ma tanti diversi ufficiali che prestarono servizio sia nel lato olandese sia dal lato, adesso noi, scusate, io per semplicità alcune volte userò lato cattolico, lato protestante, per correttezza bisognerebbe dire lato imperiale, lato della Lega Cattolica, lato spagnolo, lato olandese, lato boemo, capite che comincia a diventare complicato. Per comodità talvolta si userà lato protestante, lato cattolico, abbiate pazienza, però almeno uno immediatamente capisce da che parte stanno i vari personaggi, perché sennò uno comincia a dire non ho capito di chi è questo soggetto. Però appunto lato cattolico, lato protestante, ci sono ufficiali che hanno servito nella guerra d'Olanda, andranno a servire in questo conflitto locale e saranno uno dei fattori che porterà in seguito a poi al successivo escalation, o meglio a riaccendersi di conflitti che erano sopiti in altre aree. Ritornando un attimo, se posso dirti anche, e poi passiamo oltre, invece alla parte più orientale, quindi parliamo dell'Ungheria e anche della Boemia di fatto, e quindi anche di Bethlen Gabor, o Gabor Bethlen, che si voglia. Lui riuscì di fatto a fare anche degli accordi con Federico V, tanto da riuscire a far portare all'interno del regno di Boemia, quando per quei poco tempo in cui lui, cioè Federico V, riuscì effettivamente a stare a stare a Praga, ecco, riuscì ad avere qualche ambasciatore o dignitario del sultano. Cosa significava questo? Significava che gli Asburgo questa cosa non è che piacesse molto, perché si mentovava praticamente un quantitativo enorme di forze militari turche all'interno del regno di Boemia, ma veramente tanto, parliamo di una cifra anche a 6 zeri forse, cioè quindi, anzi scusate, a 5 zeri, perdonate. 5 zeri. Quindi comunque tanti. Questo ovviamente era un grosso problema. All'epoca ovviamente l'esercito ottomano era visto con grande timore, per quanto sia stato battuto, e poi comunque riguardatevi la live alla battaglia di Lepanto, quindi negli scontri navali e quant'altro, però ciò non toglie che era comunque un esercito estremamente potente per l'epoca, quindi era soprattutto numeroso, era sì. In confronto a molti regni potremmo dire cristiani o comunque europei, riusciva costantemente a mettere sul campo forze militari veramente numerose e riusciva abbastanza a mantenerle, cosa che invece per ora molti stati europei avevano difficoltà a mantenere per lungo periodo le formazioni, economicamente le formazioni militari. Pensate a tutta a quante volte ogni tanto a livello storico perdonate la faciloneria, si prendono in giro gli Asburgo, soprattutto d'Austria, perché hanno i cordoni della borsa tirati perché non hanno soldi per mantenere le unità sul fronte italiano, sul fronte bosniaco, in Germania. Se qualcuno studia Eugenio di Savoia, praticamente un sacco di volte Eugenio di Savoia si lamentava col circolo aureo dicendo io voglio i soldi perché non ho soldi, non abbiamo soldi per mantenere le truppe. Però questo problema i turchi, l'impero ottomano, non sempre ce l'aveva, riusciva costantemente a mettere sul piatto una forza militare veramente che poteva giocarsela sul numero, e ogni sviluppo tecnologico maggiore degli europei poteva essere messo praticamente annullato. Lepanto stessa, ma sicuramente lo so bene, l'aveva detto, è una grande vittoria cattolica, ma non sarà un cambiamento strategico di tutto lo scenario mediterraneo. Non ce la si poteva fare, semplicemente perché
però erano ancora troppo preponderanti rispetto ad altre forze. Poi le cose ovviamente cambiavano, come la storia ci insegna, ma qua è uno spoiler, non spoiler, oserei dire. Quindi... No, tra l'altro, guarda, hai fatto bene a dire anche questa cosa qua, perché quello che è veramente interessante, oltre al fatto che l'esercito ottomano era veramente enorme e faceva effettivamente paura, poi però siamo in quegli stessi anni, anzi in realtà un po' più in là, varranno passare almeno una ventina d'anni, se non ricordo male, in cui però si sta formando Raimondo Montecuccoli, che poi incontrerà successivamente i turchi e li sbaraglierà pure, non ovviamente durante la guerra dei 30 anni, però insomma più avanti e sarà ovviamente interessante quello. Dimmi Marco. No, semplicemente, giustamente, quando uno fa cenno dei numeri, uno dice dei numeri, ovviamente si parla a livello teorico, uno mette in campo, ecco, infatti, stavo per dirlo, giustamente, hanno ragione a farmelo notare, io in effetti ho fatto una semplificazione forse eccessiva, non conta solo il numero, è la qualità del numero che poi riesce a mettere in campo, poi fa la differenza. E soprattutto l'impero ottomano, un grande esercito permanente, veramente tanto, e la qualità di quell'esercito per molto tempo era molto elevata. Non ho mai approfondito, sarebbe poi interessante eventualmente approfondire l'evoluzione dell'esercito ottomano nel corso del tempo, anche per affrontare la questione numerica, economica, come veniva mantenuto, come veniva sostentato, come combatteva, eccetera, eccetera, nei confronti anche degli altri paesi. Però questi sono discorsi da altre live, no, ma questo si aprono serie di live. È materia che io do molto volentieri appunto a Bruno Mugnai, che saluto, e che appunto sarà uno dei vari ospiti proprio su questo ciclo della guerra dei 30 anni nella sua, diciamo, ultimissima fase, cioè quella a cavallo tra il 1648 e il 1659. Comunque, passiamo oltre e andiamo a questo punto. No, una nuova slide. Questa è una slide solo interlocutoria che doveva permettermi di bere dell'acqua. Okay. Cosa che però poi ho fatto, perché anche io come Luca ho un po' il naso pieno e quando parlo la gola mi sblocca, quindi ho bevuto prima sfruttando Luca che parlava e quindi questa slide ha perso un po' di significato. Però è una slide interlocutoria solo per dare visivamente contezza di alcuni dei protagonisti di queste fasi. Ripeto, alcuni dei protagonisti di questa fase, perché sono tanti protagonisti che vedremo poi successivamente in questi quadri. Non c'è Cristiano I di Brunswick, per esempio. Non c'è, no, ci dovrebbe essere, adesso vado a memoria, non c'è Mansfeld, ma c'è per esempio Bucquoy e c'è il conte Tilly. Ma c'è anche Turn. C'è anche Turn, per esempio. Però sul campo protestante, per esempio, erano talmente tanti i comandanti che avrei dovuto fare più slide per i soli comandanti principali protestanti a rispetto invece di quello cattolico, che ne aveva tanti, in realtà ne aveva anche di tanti, ma i principali sono Tilly, Bucquoy e poi in seguito uscirà un certo personaggio, Wolstein, che nelle altre fasi lo analizzerete. Sì, Wallenstein, diciamo, siamo ancora diciamo, lì per... Qua stava imparando il mestiere, Ma no, il mestiere già credo che avesse iniziato a... No, ma era iniziato molto semplicemente prima. È che poi alla fine di questa fase, con l'inizio di quella danese, sarà poi diciamo, fino al 1634, in realtà nell'ultima fase un po' in maniera alterna, e sarà poi ovviamente un successo dietro l'altro. Quindi, ma sì, effettivamente è vero, la analizzeremo nelle prossime live. Possiamo andare avanti, quindi? Sì, andiamo avanti, assolutamente. Ok. Quindi parliamo delle forze in campo, che abbiamo già cominciato ad accennare e che ho provato a riassumere in questi due schieramenti. La Boemia, ovviamente, e il Palatinato, perché possedimenti di Federico V, e poi la Boemia perché aveva eletto come suo re Federico V. L'Unione Protestante è stata contata dall'altra parte perché alcuni comandanti protestanti si unirono
Il numero, bisogna però essere onesti, molto ridotto a Federico V, soprattutto dopo l'elezione di Ferdinando II a imperatore del Sacro Romano Impero. La Sassonia, per esempio, a un certo punto fa un patto con Ferdinando II e aiuterà Ferdinando II. La Sassonia era protestante, era calvinista, se non vado errato, comunque protestante. Non si schierò con Federico V, andò dall'altra parte. Quindi l'Unione Protestante, poi tra l'altro l'Unione Protestante durante questa fase si sciolse, perché a un certo punto persero i pezzi, però bisogna contarla appunto dalla sua parte. E ci fu un supporto iniziale, soprattutto di unità mercenarie, da parte dell'Olanda, della Transilvania che abbiamo detto, Transilvania che abbiamo accennato prima, con quel nome per me impronunciabile, di soggetto che arrivò a promettere aiuto, arrivò in numero maggiore, ma poi scomparve proprio per dissidi all'interno dei suoi possedimenti e nel regno d'Ungheria, di cui poi diventò re, e per un intervento di un certo regno di Polonia che invece intervenne proprio in Ungheria. Quindi lui a un certo punto diede migliaia di cavalleggeri, ma poi dovette andarsene. Poi perché era chiamato altrove. E arrivarono poi mercenari scozzesi, ufficiali olandesi, anche mercenari olandesi, e anche un certo Erik von Mansfeld, Ernest von Mansfeld, che era un comandante mercenario di unità mercenari al servizio Savoia, al servizio del duca di Savoia, che fu mandato ad aiutare Federico V. E uno vorrebbe che disse: ma perché? Perché i Savoia dovettero aiutare Federico V? Molto semplicemente perché il Ducato di Savoia stava cercando, aveva in atto una politica, non la approfondiremo adesso, di opposizione sia ramo spagnolo sia ramo austriaco. Quindi un indebolimento dei due contendenti poteva essere in qualche modo ben visto. Un membro che uno pensa potesse essere in qualche modo d'aiuto a Federico V era il suocero, Giacomo I Stuart, che però a livello diplomatico rimase sempre abbastanza neutro e abbastanza esterno a queste vicende, proprio perché aveva una sua visione diplomatica di bilanciamento degli interessi inglesi nei confronti degli Asburgo di Spagna, e quindi sostenere un protestante lo mise sempre molto molto in difficoltà. Provò a aiutare, si immagina che provò a aiutare il genio, così tanto non ci riuscì. E questa è la prima parte di fazione. La seconda, la fazione cattolica, abbiamo visto gli Asburgo d'Austria e di Spagna, e poi l'arrivo dal 1619 della Lega Cattolica, al comando, con cui comandante principale, esponente principale, Massimiliano I di Baviera, che è una figura che in alcuni protagonisti prima non c'era, ma è una figura, cugino di Ferdinando II, una figura veramente importante all'interno del lato cattolico. Qua sicuramente Luca vorrà dire sicuramente qualcosa su Massimiliano I di Baviera. Massimiliano I di Baviera, futuro, se posso fare un piccolo spoiler, elettore di Baviera Palatinato, ma lo vedremo tra un po'. Chissà perché si prese Palatinato. Esatto, però fu il creatore di fatto della Lega Cattolica nel 1609-1610, se non ricordo male, e non è soltanto il cugino più che altro dell'imperatore, quanto è lontano cugino, perché sono della stessa famiglia, sono entrambi Wittelsbach, pure di Federico V del Palatinato. Ecco anche perché di fatto poi gli verrà dato il titolo di elettore successivamente e diciamo il dominio anche su buona parte del Palatinato successivamente a questa fase. E aggiungiamo anche non solo comandante della Lega eccetera, ma importante prestatore di soldi a Ferdinando II. Quando Ferdinando II divenne imperatore, strinse un accordo con il suo parente per cui tu prestami dei soldi, occupa dei miei territori e io, finché non ti avrò restituito i soldi, quei territori sono tuoi.
per farvi capire quanti, probabilmente milioni di fiorini all'epoca, immagino, ducati, fiorini, quanti soldi Massimiliano I riusciva ad avere sotto di sé, ma quanti ne prestò a Ferdinando II. Quindi quando arrivano queste forze da parte cattolica che ti permettono non solo di levare eserciti molto importanti, esperti e molto grossi, Massimiliano I diede il comando delle sue forze al conte Tilly, che non era uno sprovveduto in ambito militare, uno dei principali comandanti della guerra dei 30 anni, è assunto sotto le truppe della Baviera e comincerà a entrare in campo adesso, all'inizio del 1620, e sarà un turning point veramente importante per le operazioni militari rispetto alla fase precedente. E abbiamo accennato perché, adesso mi ricollego a quello che hai detto prima della strada di Fianda, perché gli Asburgo di Spagna, adesso lo capiamo visivamente perché gli Asburgo di Spagna non solo prestarono dei soldi al loro ramo austriaco, ma arrivavano a arrivare fino a 30.000 uomini, 20.000, 30.000 uomini in questa fase. Sono cifre importanti, sono cifre a livello economico e logistico veramente importanti per l'epoca. Se cambiamo slide lo vediamo subito, ma penso di dire cose ovvie per tutti. La strada di Fiandra passa per la Germania, passa anche vicino al Basso Palatinato. Un'interruzione di questa strada terrestre fondamentale per gli spagnoli, per il controllo del Belgio e anche per le operazioni poi in Olanda, è un danno strategico rilevantissimo, e quella strada deve essere sicura, prima cosa, possibilmente sotto il controllo, se non diretto spagnolo, quantomeno di persone vicine alla Spagna, quindi cattoliche, e deve essere aperto. E io devo passare tranquillamente. Ecco perché uno dei motivi per cui, principale forse il motivo per cui gli spagnoli arrivarono a interessarsi in questa prima fase, mentre il loro fronte olandese è silente, arrivavano a prestare soldi e uomini. Perché già controllavano la Franca Contea, se non mi ricordo male, era della corona spagnola. Quindi è evidenziata nell'immagine a destra in quel violetto insieme al Belgio. E già lì il controllo è assicurato. Ma poi c'è anche tutto il ramo tedesco di quella strada e passa dentro il Basso Palatinato. Il Basso Palatinato deve essere controllato o reso sicuro. C'è il colonnello il capitano Cerino Badone ha scritto un bellissimo libro, che è già venuto ospite qua della live, Storia e archeologia sulla strada di Fiandra, ed è incentrato solo sulla storia e su come si rende sicura appunto la strada di Fiandra, che passa per il Piemonte. Io sono piemontese e vivo in montagna, come vedete dal soffitto, passa per il Ducato di Savoia, passa in parte per la Svizzera, passa per la Franca Contea e va fino su. È una strada, ripeto, fondamentale, molto più importante che non il tragitto via mare, veramente molto più importante, e anche più sicura e più facile da controllare. E su questa via passarono tutte le truppe che combattevano nella guerra d'Olanda, i finanziamenti e i rifornimenti logistici. E quando poi, se non vado errato, nella fase francese della guerra dei 30 anni, questa strada cominciava a essere minacciata o venne definitivamente tagliata, la difesa del Belgio da parte spagnola cominciò a essere veramente molto più difficoltosa. Già era forse a livello economico insostenibile prima, poi il problema letteralmente esplose. Come difendo il Belgio se non posso arrivare a mandare truppe ai rifornimenti, se non via nave vicino a paesi a me tendenzialmente non proprio amici? È un problema. Ho un parte del mio territorio isolato. Quindi no, ma si capisce molto bene. Se poi ricordiamo anche, e facciamo un salto di quasi un secolo prima, quando ci fu la distruzione della cosiddetta Invincibile Armada, recuperatevi la live, per riuscire ad arrivare, diciamo, alle coste meridionali dell'isola britannica, dovettero fare comunque un bel giro da nord per arrivare appunto nelle zone delle Fiandre. È inutile dire che poi ci furono enormi problemi costanti, quindi ovviamente mi pare che da questo punto di vista un po' gli spagnoli avevano capito come era l'andazzo, quindi per forza di cose dovevano avere una vena, diciamo, che costantemente
facesse transitare tutte le vettovaglie, gli eserciti, gli equipaggiamenti da un punto di vista ovviamente logistico. Tra l'altro ti sei dimenticato di una città importantissima, tutta italiana, e questo infatti l'aveva menzionato proprio Cerino Badone in una nostra vecchia live, cioè Mantova. Mantova aveva una grandissima importanza strategica, proprio perché da lì anche passava il cammino spagnolo, comunque la via spagnola, il cammino dello Tercios Spagnoles, come lo vogliamo chiamare. E quindi bisognava, anzi, nella fase cosiddetta italiana, che andremo comunque ad affrontare in un'altra live con Emiliano Beri, lì ovviamente ci sarà appunto il tentativo di mettere una grande spina nel fianco agli spagnoli, specialmente con la guerra di successione da una parte del Monferrato, ma ovviamente anche dei Gonzaga, cioè di Mantova. Quindi, ecco, è tutto complicato. Certo, ma poi Mantova ha un'importanza strategica nella sua storia fondamentale, ma se uno andasse sulla storia di Mantova scoprirebbe che è un hub logistico e centrale, poi in un periodo storico in cui io sono un po' più avvezzo a frequentare, che è il Settecento, ma soprattutto l'Ottocento, obiettivo di quasi qualunque campagna, adesso la semplifico, Savoia, Sabauda, in Lombardia, a un certo punto bisognava arrivare a Mantova. Punto. Cioè non potevi prescindere dal controllo di Mantova, quindi sì, non l'ho trattato solo perché ho trattato veramente veloce la strada di Fiandra, però per dire appunto quanto il controllo di alcune città su questa via era veramente ritenuta importante, e perché questo cammino è stato studiato apposta per essere proprio un punto nevralgico di controllo letteralmente dell'Europa, dal mare del nord, con il canale della Manica, fino letteralmente al Mediterraneo. Il controllo di questo cammino o di questa strada permetteva agilmente lo spostamento di unità da nord a sud e il loro mantenimento, e soprattutto il loro mantenimento, perché proprio in questa già dal 500 era emerso questo aspetto economico di sostentamento dell'unità. Col 600 proprio questo problema diventò fondamentale per qualunque comandante. Il mantenimento a livello logistico e economico delle unità che tu schieri sul campo di battaglia diventa fondamentale. La logistica è sempre stata una branchia fondamentale di qualunque arte militare, in qualunque epoca storica. Ma in questo periodo, con tante formazioni mercenarie in campo, assume un'importanza veramente fondamentale. Ed ecco perché appunto quando comincerà a essere chiuso, vedremo proprio l'anemia delle unità spagnole nel Belgio, cominciare a dire abbiamo delle difficoltà e qua non marca benissimo, e proprio perché a un certo punto la Francia ci va proprio sparata dentro, scusate la faciloneria, sparata dentro al controllo di quella strada, perché anche per lei è fondamentale quella strada, oltre per tutta un'altra serie di questioni. Comunque, scusate, la live non è sulla strada di Fiandra, anche perché io non mi sono preparato, quindi potrei dire delle castronerie e delle ovvietà, e forse non è il caso. Però ci sono questioni strategiche, oggi va di moda di geopolitica, io preferisco strategico, per mia avvezzo personale, che sono rimaste una linea rossa durante secoli differenti. È un punto interessante da approfondire e da studiare. Bene, andiamo oltre? Andiamo avanti. Sì, scusa, abbiamo dilungato, andiamo oltre. Questa slide ci permette di introdurre invece, abbiamo visto un contesto ampio, scendiamo un po' più nel particolare. Andiamo a vedere due protagonisti che però non abbiamo ancora trattato, tratteremo poi bene in seguito, ovvero gli eserciti. Vedremo un primo esercito. Il primo esercito che vediamo è quello della Lega, di quello che abbiamo chiamato facilmente Lega Protestante, quindi dei protestanti, e poi vedremo appunto quello imperiale cattolico. Come era composto, da chi era composto l'esercito della Lega Protestante? Abbiamo già visto diversi comandanti, Mansfeld, abbiamo visto Thurn, abbiamo accennato Cristiano I di Brunswick, il comandante in capo dell'esercito boemo e dei vari alleati, dei piccoli alleati, io li chiamo piccoli perché contribuirono
poco a livello numerico alle unità, però insieme fece un grande numero. Era Cristiano di Anhalt, che era il principe e uno dei principali consiglieri di Federico V, e poi appunto dei Boemi. Boemia che nel 1619-1620 vara una sorta di leva la milizia, cominciano a arruolare uomini perché si sta andando verso la guerra, bisogna arruolare uomini. L'obiettivo, mi pare che l'obiettivo dichiarato, molti storici hanno detto che si voleva arrivare almeno a 20-30 mila uomini, non ci arrivavano mai a quella cifra, perché mantenerli era molto difficile, si arrivò dai 10 ai 15 mila boemi arruolati, a cui bisogna aggiungere alcuni slesiani, quindi alcuni abitanti della Slesia, alcuni altri abitanti di alcune altre regioni protestanti tedesche che poi furono occupate, per esempio dalla Sassonia. Mi viene in mente la Lusazia venne poi occupata dalla Sassonia, però all'inizio mandò delle unità militari a sostegno di Federico V. Abbiamo già accennato agli scozzesi, ad alcune unità scozzesi. Abbiamo accennato a Mansfeld e a circa 4-5 mila mercenari. Io li chiamo mercenari, ma è unità tedesche sotto il comando di Mansfeld. Mansfeld venne letteralmente affittato da Federico V, comprato, acquistato da Federico V per combattere con lui altri 5.000 uomini. E già qui poi abbiamo visto il Volvogina, giusto? Voivoda, grazie. Voivoda della Transilvania, che aveva promesso veramente 30.000 uomini e poi mandò qualche migliaio di cavalleggeri, o 5-10.000 cavalleggeri a suo porto, perché poi dovette ritirarsi, dovette poi andarsene. E queste erano le principali formazioni dell'esercito protestante. Come combattevano? Combatteva secondo gli usi e i costumi dell'epoca. E qui mi permetto di fare un piccolissimo excursus anche sul concetto di esercito nella Lega protestante. L'esercito dei protestanti aveva un grande modello in testa, ed era l'esercito appunto protestante delle Province Unite, perché l'esercito protestante, che in quegli anni era in pausa ma stava combattendo da decenni contro un esercito cattolico, era l'esercito delle Province Unite, con i suoi vari comandanti, quindi Maurizio di Nassau e anche Luigi di Nassau. E tra le altre cose, una delle prime accademie nel mondo protestante, se non vado errato, ma qui qualcuno anche della certa se mi corregge e ben accetto la correzione, è l'Accademia di Siegen, o Siegen, che non solo è addetta a formare gli ufficiali protestanti per le Province Unite, ma andò a formare anche altri ufficiali di altri paesi protestanti. In quest'epoca, tra il 500 e il 600, esplose la trattatistica a livello militare, la diffusione della conoscenza militare, soprattutto in ambito protestante. E qui c'è un grande problema. Molti studiosi hanno poi approfondito l'aspetto della trattatistica militare, anche i disegni, come vedete qua nella slide, le varie formazioni, gli armamenti, le tattiche da adottare, eccetera. Queste opere, io qua mi permetto solo perché ogni tanto discuto ancora con alcuni colleghi di Arma Virunque, che è una rivista storica per cui scrivo, talvolta, mi sono messo a discutere perché queste opere a livello militare hanno veramente, se le vediamo con ottica moderna, non sono trattati militari. Io mi permetto di mettere nel genere letterario. Sono proprio opere letterarie, sono opere di propaganda del mondo protestante nei confronti del mondo cattolico. È un'affermazione forte, io me ne rendo conto, ma se noi andiamo a vedere nel dettaglio ciao Marco, queste opere a livello proprio di come potevano combattere, non sono opere credibili a livello militare, sono troppo complicate, permettono la diffusione di manovre in campo di battaglia materialmente non potevano essere applicate. Si arriva a dire 43 fasi per caricare un moschetto. Movimenti di unità dovevano passare
in mezzo alle unità militari, fare dei movimenti, dei giri, spostarsi di qualche grado, non funzionavano. Infatti, tutti gli eserciti protestanti che adottarono determinate tattiche olandesi hanno preso schiaffi. Hanno preso schiaffi. Nella battaglia di Benfield, che lo vedete dopo con Gustavo Adolfo, l'esercito sassone, schierato all'olandese, su dettami olandesi, venne spazzato via dal campo di battaglia da parte dei cristiani. Quella battaglia la vinsero solo gli svedesi, perché dovettero girare in fronte. Allora, più che spazzati via, scapparono proprio. Ma perché questo in ottica moderna bisogna analizzarlo con un contesto molto più preciso. Quelle opere erano studiate per un contesto olandese, dettami olandesi che poi anche loro in realtà lo modificarono, e appunto in un'ottica di in qualche modo cercare una coesione a livello nell'altro protestante, che cercare una narrazione comune di tutto il mondo protestante contro il mondo cattolico, poi perché il mondo protestante si sentiva minacciato dal mondo cattolico, e difatti i richiami alla classicità di Annibale contro Roma, in inferiorità numerica, eccetera, richiamano molto questo aspetto. Sono opere letterarie e avevano veramente poca attinenza rispetto al campo militare, anche perché all'epoca i veri trattati militari avevano due gambe e camminavano nel mondo reale, ed erano i veterani. I veterani erano i veri trattati militari viventi e ambulanti, appunto, in qualunque esercito e qualunque formazione militare. Loro potevano addestrare le truppe con i corretti movimenti di come si caricava l'archibugio, come si teneva la picca, come si restava saldi, creare la coesione nelle formazioni militari. Difatti, la grande fama dei tercios spagnoli, oltre alla disciplina, eccetera, qual era? Era il fatto che i veterani erano dei signor veterani. Se venivano meno i veterani, le formazioni non stavano assieme, non potevano combattere in modo efficace. La Lega Protestante purtroppo pagò estremamente, quindi tutto il mondo protestante pagò un premio estremamente elevato per l'epoca. Io lo capisco anche, non voglio accusarli, perché noi lo leggiamo in ottica moderna, però da persone che si approfondiscono la storia in ottica moderna dovremmo rendercene conto di questo aspetto. Pagavano un impegno fortissimo per estrapolare tattiche che potevano anche funzionare in ambito olandese, perché erano studiate per una specifica area geografica e uno specifico nemico, uno specifico contesto sociale, le esportarono ovunque in Germania, con formazioni molto piccole che poi però furono obbligate a essere più grandi perché non potevano reggere il ruoto della fanteria. Stiamo semplificando, perché ci vorrebbero di nuovo live per questo tema. Però è veramente un aspetto che secondo me, quando si parla dell'esercito protestante, bisogna sottolineare. Purtroppo in molti casi le sconfitte protestanti, oltre a scelte folli dei loro comandanti che non si mettevano d'accordo, e scelte sbagliate, che però è umano prendere scelte sbagliate, e il fatto che l'esercito protestante era poco addestrato, aveva, in fase iniziale, aveva pochi soldi e si basava su tattiche che non erano proprio efficaci. Anche perché non le aveva. L'esercito proprio presero come modello quell'esercito lì, perché si pensava che fosse battle-proofed, che fosse efficace. Il problema è che tattiche applicate in un altro contesto semplicemente non erano efficaci. Gustavo Adolfo di Svezia, ma lo si vedrà dopo, aveva in un primo momento adottato, le cambiò completamente, si adattò, e infatti il modello dopo chi fu? Gustavo Adolfo, cioè che otteneva vittorie. Questo non vuol dire che le tattiche olandesi erano sempre inefficaci, attenzione, solo che erano adatte a un altro contesto. Poi non è che gli olandesi hanno fatto tutti queste grandi, hanno ottenuto delle vittorie, poi a un certo punto sono fermati e hanno detto andiamo in guerra di logoramento, vediamo chi la vince. Quindi anche, però, ripeto, un'altra live. Però questo è un aspetto veramente importante, che spiega la difficoltà dei protestanti a opporsi agli eserciti imperiale e poi cattolico. Scusate l'excursus molto lungo, ma ci tengo a precisarlo, perché
in un articolo che ho scritto è uno degli aspetti veramente importanti. Sento ancora tanti studenti di storia o amici storici appunto che pensano che i trattati militari dell'epoca siano veri trattati militari. No, mi dispiace. Ma anche il lato spagnolo, talvolta. Però per esempio il lato spagnolo, che sono passati in secondo piano, sono molto più credibili. Perché gli spagnoli si rendono conto che la guerra sta cambiando, che i tercios si devono adattare a una guerra differente. E infatti noi abbiamo una concezione molto spesso, se dico cose ovvie la chat mi corregga ovviamente, molto statica. A un certo punto i tercios divennero Marco Boniadi sempre molto dritto nei suoi giudizi, divennero solo unità amministrative. Le vere unità militari sono quelle che adesso vado a memoria, si chiamano gli esquadron, che hanno delle sorti di battaglioni, usiamo un termine più o meno moderno o francese, poi battaglioni che venivano montati per l'occasione rispetto all'obiettivo che si doveva raggiungere. Questo è il lato spagnolo, cioè noi immaginiamo i tercios molto rigidi, anche loro capirono che dovevano evolversi, anche a livello di fuoco, cioè, ma anche la scelta iconografica di immaginare, lo vedremo nei quadri successivi, queste formazioni veramente tanto compatte, non erano così. Gli stessi spagnoli nei loro trattati dell'epoca parlano di distanze di almeno 1 metro, e uno pensa, formazioni di picchieri distanti 1 metro, 1,5 metri, ma non sono uniformi, ma non devono essere uniformi, perché se c'è una fase di fuoco, e se vuoi anche cambiare la slide si può così, perché stiamo parlando degli spagnoli, quindi andiamo a parlare dei cattolici, e perché? Perché gli archibugieri devono passare in mezzo alle formazioni, oltre a stare sui lati, quindi sulle quelle che si chiamano maniche, stavano anche in mezzo alle picche, aprivano il fuoco e poi ripassavano in quei canali, in movimenti molto semplici, molto veloci, molto più facili, mentre gli olandesi avevano tutto studiato dei movimenti circolari, per cui passavano in mezzo, passavano avanti. Ma vi immaginate farlo in un campo di battaglia con un archibugio che pesa almeno 7-10 kg? Marco Boniardi si occupa delle armi, ve lo può dire più facilmente lui. 10 kg, ci sono 40 movimenti da fare, io devo mettere un cavalletto per fare fuoco e poi mi devo spostare, devo spostarmi in mezzo a fare dei movimenti arzigogolati. Non sono credibili, cioè, diventa veramente difficile, invece molto più facili, molto più adatti. E stiamo appunto parlando degli spagnoli, quindi parliamo della Lega Cattolica, ho preso delle immagini solo per far capire, così un po' interlocutorie, però questo esercito invece aveva altri problemi, anche lui poi lo ebbe di finanziamento, ma aveva meno problemi, era un esercito molto più coeso. Sono arrivati i tercios dal Belgio sono molto esperti, ci sono dei signori veterani, questi soldati che hanno combattuto e hanno una conoscenza materiale, pratica della guerra molto più elevata rispetto alla leva boema. Hanno capito che la guerra sta cambiando e si stanno evolvendo in modo diverso. Hanno anche una composizione differente rispetto ai protestanti. Qua la fanteria è molto più tende a essere molto più preponderante rispetto alla cavalleria. Abbiamo visto che 10.000 cavalleggeri arrivano come supporto a Federico V, ma qui la cavalleria è tendenzialmente corazzata. Lo vedremo nella battaglia della Montagna Bianca, la cavalleria a un certo punto dei protestanti sparisce, non riesce a reggere il confronto, non può reggere. E poi la fanteria qua è molto più, come dire, efficace, coesa, addestrata, combatte molto, molto meglio rispetto alle altre parti. E finché questi elementi stettero insieme, restarono nell'esercito, quello che abbiamo appunto assimilato alla Lega Cattolica, il vantaggio fu loro. Quando poi arriveranno altri esperti comandanti con eserciti altrettanto esperti e adatti, e poi con la morte dei veterani per la guerra di logoramento, eccetera, le cose furono più equilibrate.
E questo è un altro insegnamento che poi post guerra dei 30 anni emergerà fuori. I veterani sono i veri trattati militari e finché sono vivi loro, il tuo esercito combatte bene. Quando loro perdono la vita, e su questo succedeva anche nell'esercito spagnolo, ovviamente, la tua formazione non riusciva a reggere il passo. Non era addestrata bene, non riusciva a reggere il passo e non stava in piedi. Allora, aspetta un attimo perché Bruno Mugnai. Ah, a parte che ti ringrazio Bruno anche perché hai scritto poco fa nei commenti che Vojvoda era principalmente chi governava nel territorio moldavo, mentre invece Transilvania veniva chiamato Chiral, se non ricordo male, quindi ti ringrazio per la precisazione. Scrive, per la verità, sono proprio gli olandesi che insegnano a tutti come si combatte con la fanteria, specialmente per quanto riguarda il fuoco della moschetteria con l'invenzione del fuoco per sezioni. Qua dice Bruno. No, io ovviamente sono assolutamente d'accordo, ovviamente sono assolutamente d'accordo con Bruno Mugnai perché è vero, il discorso che molti insegnamenti olandesi erano elementi di quando uno afferma che le scelte tattiche strategiche olandesi erano punti di debolezza, non sottintende che gli olandesi non sapevano combattere o non inventarono nuovi sistemi di far fuoco. Qua mi sono spiegato male io, quindi mi rendo conto del mio errore. Vuol solo dire che quando uno ottiene, nella storia militare, quando uno ottiene un vantaggio, capisce che c'è un vantaggio che può ottenere, l'avversario dopo un po' impara e si va assieme. Gli olandesi rivoluzionarono tantissimi aspetti della guerra nella guerra d'Olanda, ovviamente. Purtroppo diffusero anche delle difficoltà, delle scelte strategiche tattiche non eccellenti. Dal mio punto di vista, secondo me, non adatta a combattere in un territorio differente rispetto all'Olanda. Sarebbe interessante discuterne perché appunto alcune volte sul campo di battaglia succedono cose differenti rispetto a quello che viene scritto, quindi sarebbe anche poi interessante capire come si è formata l'idea tattica nella testa dei vari comandanti e non solo. Non so se ho tra virgolette, risposto a Bruno Mugnai. Beh, credo di sì, poi comunque nel caso scriverà tranquillamente Bruno. No, ma non assolutamente, cioè ha corretto una mia imprecisione no, ed ha assolutamente ragione, ha fatto solo bene a correggere. Certo. Ma lui è sempre molto sul pezzo, quindi... No, non lo so, lo seguo, quindi me ne rendo conto, e in effetti sì, però è solo per far capire quanto anche in ambito militare sia veramente difficile alcune volte stare dietro a tutto, e non solo, anche a dire, ma sul campo, alcune cose, banalmente, sul campo di battaglia, uno non sa perché alcune cose avvengono e altre no, o come si arrivi a capire perché quella cosa è efficace o perché no. Talvolta io stesso ho delle difficoltà a capire e mi baso su chi invece ci ha messo magari 5-10 anni a capirle. Se non di più, ovviamente. Solo per dire che il mondo è complicato. Allora, passiamo alle prime fasi della guerra, sì, che poi andiamo avanti perché sennò... Già un pochino le avevamo un pochino accennate. Vai Marco, dici ho pure. visto un commento di Bruno, ti prego, è meglio perché ha ragione a sottolineare una cosa. È l'addestamento che fa la differenza. Verissimo. È veramente l'addestamento. Verissimo. Grazie ancora Bruno. E il soldo, ovviamente sottinteso il soldo. Perché... È il soldo. Parliamoci chiaro, il soldo muove tutto. Poi l'addestamento. Ecco, a prime fasi della guerra. Mi scuso con tutti per la cartina, che è una delle poche cartine fatte più o meno bene. Ne parlavamo prima con Luca pre-live, che è fatta bene sui vari movimenti dei comandanti. Secondo me a un certo punto c'è un errore di colore di una freccia, ma lo vedremo in seguito. Perché fa vedere i principali movimenti delle varie fasi della guerra dei 30 anni. E come vedete a schermo, ho provato a fare dei focus sui movimenti nella fase che a noi interessa e in questo momento. In questo momento, quindi nel 1620,
1619, 1618, 19 e un pezzo del 20, i boemi vanno all'offensiva. Perché Ferdinando II, scusate, qua hanno tutti i nomi uguali, lapsus e conti, già io non so pronunciare i nomi, poi si chiamano tutti più o meno in modi simili, abbiate pazienza, io chiedo scusa se sbaglio dei nomi, ripeto, chiedo veramente scusa. È troppo debole, non riesce a resistere al regno boemo. Per cui i boemi cercano di ottenere dei vantaggi e puntano a Budweis, a Pilsen. A un certo punto arrivano su Vienna. Nel 1619 Thurn, con circa 10.000 uomini, anche meno, nella speranza che poi arrivi Gabor, io adesso lo chiamo Gabor, Gabriele, no, va bene, va benissimo. Arrivi Gabriele dal lato ungherese, punta su Vienna e non riescono a fermarlo. Bucquois, che è il comandante attuale, uno dei principali comandanti anche nelle fasi successive, ma per adesso c'è solo Bucquois, non ha abbastanza forza per resistere alle varie offensive e alcune volte perde, si deve ritirare, non riesce ad attaccare, non riesce a fissare il fronte. Thurn arriva alle porte di Vienna, non riesce ad assediarla, non ha la forza per assediare Vienna, non ha, e qua fa già capire forse che il regno di Boemia è andato troppo allegro in avanti. Non ha artiglieria sufficiente per assediare Vienna, non ha le forze per assediare Vienna, non riesce a prenderla. Forse la scelta era una grande minaccia e con l'arrivo degli alleati della Transilvania in realtà poteva essere un'interessante operazione, ma poi a un certo punto questi alleati spariscono, è una grande minaccia e come abbiamo detto comincia a mettersi in moto quella macchina al lato cattolico di intervento massiccio nei confronti e di supporto nei confronti di Ferdinando II. E allora la fase offensiva, nonostante le piccole e medie vittorie che ottenne, per esempio Pilsen cadde sotto il comando, venne assediata, un assedio molto duro da parte di Mansfeld e venne occupata da Mansfeld, che la tenne e ci stette dentro, perché è una base logistica molto importante. Pilsen è più o meno al centro dell'immagine, vicino a dove c'è la battaglia Montagna Bianca di Laura, c'è quella cittadina che è Pilsen, che è un punto molto importante da controllare anche da altre basi. Solo che poi nel 1619 e all'inizio del 1620 il vantaggio tattico-strategico della fase boema comincia a scomparire, perché arrivano i rinforzi, come abbiamo detto, spagnoli, italiani, bavaresi, Lega Cattolica. Il Principato di Sassonia fa un accordo con Ferdinando II, il Principato di Sassonia protestante, calvinista, correggi, luterano. Il termine corretto è luterano. Sono luterani. Che poi sarà schierato dall'altra parte, ma per ora fa un accordo con Ferdinando II. Va ad occupare quei territori che vedete in alto, che c'è scritto Bassa Lusazia, li occupa. Diventa una minaccia per il regno di Boemia. E arrivano i rinforzi da sud. Thurn deve ritirarsi velocemente verso Praga. Poi qui i comandanti del lato protestante erano in disaccordo fra di loro. Non hanno degli obiettivi chiarissimi, precisi, non sanno bene dove attaccheranno i boemi. La Lega Cattolica, che il comandante formale è Massimiliano I di Baviera, ma il comandante effettivo che studia la strategia è il conte Tilly e Bucquois, il conte di Bucquois. Che tra l'altro era di Assen, aveva servito sotto gli spagnoli, insomma, aveva anche fatto lui tutta una serie di giri per l'Europa, aveva una grande esperienza militare. La Lega Cattolica punta decisa su Praga, prende ovviamente delle città logistiche perché gli interessano, poi decide di puntare direttamente su Praga. I boemi a un certo punto sono costretti a inseguire, cioè pensate tra virgolette all'assurdità di questa fase, è divertente per certi aspetti ma è assurda. I boemi che operano nel loro territorio devono inseguire l'esercito cattolico e devono cercare di anticiparlo, e riusciranno ad anticiparlo per fortuna, rispetto perché puntavano su Praga, loro non avevano mica capito, sono dovuti tornare indietro con tutti portandosi gli alleati e sono dovuti arrivare a Praga a novembre, l'8 novembre 1620 si combatterà una battaglia che adesso approfondiremo,
che segna praticamente la fine di questa fase. È durata pochissimo, questa prima parte di fase Boemo-Palatina è durata pochissimo, e sta cominciando a sancire il predominio a livello numerico, economico e militare delle forze cattoliche nei confronti del Regno di Boemia, che non riesce ad opporre una resistenza estremamente forte, perché non ha i mezzi, non ha i fondi, non ha trovato gli alleati per fare una vera resistenza. Nella slide successiva, in questo quadrato, ho poi voluto mettere quello che succederà nella fase poi palatina, così vedete solo i movimenti. Ovviamente la fase Boema termina molto male per la protestante. Federico V e tutti gli alleati che non vengono catturati, che riescono a fuggire, e qui secondo me c'è un errore della carta, perché mette Mansfeld, quella scritta centrale Mansfeld 1621 lo mette in blu, quindi lato imperiale, ma se non vado errato Mansfeld era, come abbiamo detto prima, era quei protestanti, quindi dovrebbe essere il colore, tra virgolette, rosso, questo Sì, Mansfeld è sempre stato secondo me qua è un errore o meglio, non dovevano mettere Mansfeld, allora a quel punto lì dovevano mettere forse Tilly o un altro comandante imperiale, e allora mi starebbe bene il colore blu. Possibile, comunque. Beh, comunque c'è un errore, comunque non prende Mansfeld lato protestante. Si ritireranno, e dove passerà la seconda fase, la seconda parte di questa fase, dove si combatterà? Nel Palatinato, nell'Alto, che però era già stato occupato dalla Baviera, perché è a ridosso della Baviera, quindi la prima cosa che fa Massimiliano e punta il Palatinato, lo occupa, ovviamente, perché è una terra che gli serve, la occupa e toglie già del terreno all'avversario. E poi vanno a operare nel Basso Palatinato, per tutta quella questione strategica di cui abbiamo parlato prima, ma anche perché adesso Federico V è un nemico dell'impero. Si è ribellato al Sacro Romano Impero, verrà spogliato di tutti i beni. Lui poi fuggirà, andrà in Olanda, mi pare, poi anche da suo cognato, da suo suocero, scusatemi. Però è nemico. I suoi possedimenti non sono più suoi, anche se poi proveranno a ridarglieli. Quindi vanno occupati, e lì ci sarà un'altra fase della resistenza. E i protestanti cominceranno a scappare e andranno appunto verso l'Olanda per trovare rifugio, perché sono, ripeto, nemici dell'impero. La fase Boemo-Palatina ci saranno delle fasi di veramente resa dei conti su determinate parti della nobiltà rispetto alla parte imperiale, perché proprio adesso è la resa dei conti, l'equilibrio si è spostato. Prima c'era un po' di autonomia, non si sapeva bene chi prevaleva. In questa fase l'equilibrio è saltato, c'è una fazione che prevale, che è quella cattolica, che adesso si riprende forza, riprende terreno. E adesso vedete che sta cominciando a emergere un altro aspetto, secondo me importante. Siamo partiti a definire una guerra locale, una guerra interna al Sacro Romano Impero, come l'inizio era, perché è una sorta di insorgenza, rivolta della Boemia nei confronti di scelte da parte dell'imperatore e poi di altri principi degli Asburgo d'Austria rispetto a faccende interne, perché volevano mantenere l'equilibrio i protestanti, non gli Asburgo. L'equilibrio salta. L'equilibrio all'interno del Sacro Romano Impero comincia a essere traballante, anzi non c'è più, c'è una fazione prevalente. Le fazioni minoritarie, quindi protestanti adesso, cominciano a essere appese a malpartito, cominciano ad avere un po' di paura, cominciano a cercare alleati fuori. Gli alleati fuori arrivano perché capiscono che un po' come la guerra d'Olanda, adesso bisogna ritrovare un attimo l'equilibrio. Bisogna provare a far tornare l'equilibrio, perché per tutte questioni religiose, ovviamente, sicuramente anche strategiche, di controllo di pezzi di territorio, magari un po' più ricchi di quelle che si possiedono, eccetera, di fama, di prestigio, sicuramente c'erano questi elementi. La fase Boemo-Palatina, con questo passaggio poi nel Palatinato e poi verso nord, segnerà la definitiva, possiamo adesso va di moda, escalation del conflitto. È una faccenda veramente che è trattata veramente all'acqua di rose,
ma è uno dei motivi per cui, uno dei tanti motivi per cui poi il conflitto comincerà a scalare, perché l'equilibrio è saltato, e molto male, oserei dire. Luca, se vuoi aggiungere qualcosa. Allora, guarda, in verità No, perché siamo andati troppo lunghi. no, ma non perché siamo andati troppo lunghi, non ho, guarda, problemi di orario da questo punto di vista, stai pur tranquillo. No, c'era una domanda da parte di Giorgio che fa: perché l'impero ottomano non approfittò della situazione assedio Vienna decenni dopo? Se avesse attaccato prima, probabilmente avrebbe conquistato Austria e Ungheria. Allora, per risponderti a questa domanda ti dico di guardarti la live che avevo fatto proprio con Bruno Mugnai sull'assedio di Vienna. E ovviamente Bruno, dato che sei in ascolto, puoi tranquillamente anche tu rispondere in chat, però lo vedremo tra poco, anche perché faccio un piccolo spoiler, perché in realtà ci furono anche i cosiddetti accordi di Nikolsburg nel 1621, se non ricordo male, che praticamente, diciamo, arginarono questa problematica, anche se in parte. Questo è un fatto. Poi, ovviamente, chi è molto più esperto di me, ovviamente, di storia ottomana, insomma, ti darà ulteriore risposta, Giorgio. Comunque, vediamo ora a una delle battaglie, credo, più menzionate in questa fase, cioè la battaglia Menzionate e trattate male, e trattate veramente male. della Non montagna. male, scusatemi, non male, superficialmente. E questo secondo me è forse il crimine peggiore che si può fare a determinate fasi storiche, trattarle in maniera superficiale. Questa, alcuni storici non la definiscono neanche battaglia, la definiscono neanche massacro, proprio una vicenda, dura pochissimo. Questa battaglia, se non vado errato, dura una cosa come neanche 2 ore. Iniziano a combattere verso l'attuale ora di pranzo, 11:30, 12, finisce entro l'una e mezza del pomeriggio. È proprio perdonate, proprio una sconfitta eclatante. Ma la cosa veramente, ma lo stesso è interessante a studiare, è che non è una sconfitta cocente perché hanno giocato di strategia, un insieme di mezzi, perché le forze protestanti, per tutta quella questione di cui abbiamo parlato prima, addestramento, mancanza di coesione, comandanti che non hanno idee strategiche insieme, non c'è un comando unificato che ha deciso la strategia, semplicemente a un certo punto si sfaldano. C'è la lettera di Cristiano di Anhalt a Federico V che gli fa un grande resoconto della battaglia. Allora, qua quando si parla sempre di questi resoconti bisogna sempre prenderli con le pinze. Però questo principe, che era il comandante ufficiale di tutto lo schieramento del regno protestante boemo, dice, e ci ha punito Dio, vado a memoria, non sono le parole esatte, Dio ci ha puniti togliendo il coraggio dai nostri uomini perché non li abbiamo pagati bene. E i nostri uomini sparavano in aria e poi fuggivano. Non hanno neanche gli spagnoli e gli imperiali tedeschi hanno vinto, sì, perché hanno rotto il fronte, ma perché hanno proprio rotto il fronte in un terreno che in realtà in un contesto orografico dava un grande vantaggio ai difensori, probabilmente. Non c'è stata una grande resistenza, c'è stata in alcune fasi della battaglia una resistenza, stiamo parlando di un combattimento che dura neanche 2 ore, però. Quindi immaginate anche la velocità degli scontri. 2 ore non sono tante. Sono una lezione di storia all'università, adesso perdonate, faccio questo esempio. Il tempo è passato velocemente in questo combattimento. Non c'è stata resistenza. Vediamo è interessante capire. Proviamo a capire perché non ci fu resistenza. Allora, nella slide successiva ho messo alcune cifre, anche qui io ho fatto una media, più o meno una media, e bisogna precisare sulle cifre. Non tutte le fonti sono un po' discordanti fra di loro. Io ho preso più o meno secondo me dei numeri credibili, ma probabilmente ho sottostimato. I protestanti hanno un po' di più, qualche migliaio in più. Però effettivamente le perdite
sono all'incirca quelle, cioè gli imperiali persero pochissimi uomini e neanche tanti protestanti più o meno, per il fatto che proprio fuggirono, non difesero neanche Praga, fuggirono e se ne andarono, proprio, cioè, immaginate anche a livello psicologico l'impatto che ha avuto questa battaglia, però come si è arrivati lì? Il cristiano di Anhalt lo sottolinea, non abbiamo pagato gli uomini, il regno di Boemia e i suoi alleati non riuscirono a mantenere le truppe sul campo di battaglia, non avevano i soldi, la paga era non regolare, non erano addestrati, non erano coesi e non riuscivano a combattere bene. Per tutte queste ragioni non ci fu resistenza da parte dei protestanti. In alcune sezioni dello schieramento ovviamente ci fu resistenza, ma non fu sufficiente. E in più erano in inferiorità numerica. Andiamo avanti così. No. Allora, ho messo in questa immagine perché è un sito che a me è piaciuto tantissimo, e secondo me è poco conosciuto e bisognerebbe andare a conoscerlo, che è il sito dei rievocatori della battaglia di Bilaora. Molto bello, c'è una cosa anche carina, che c'è il link di Google Maps al campo di battaglia e anche le date, così chi vuole andare a vederlo c'è anche la rievocazione, mi pare che la fanno quest'anno, la fanno a 20-21 settembre. Io non ho capito che lo fanno a settembre e non l'8 novembre quando è venuta la battaglia, però queste sono scelte dei rievocatori, immagino, non so per quale motivo. Perché fa freddo. Fa freddo, in Boemia fa freddo. Potrebbe anche darsi. E poi c'è il link, io infatti come avete visto ho preso questa immagine carina che loro mettono il link su una porzione della battaglia, dello schieramento di questa piccola collina, di questa montagna bianca che in realtà è una collinetta su cui poi c'è una struttura e attorno c'era questo parco che all'epoca era cintato a livello murario. È una pubblicità che secondo me era carina, è un fanservice così carino per i rievocatori storici, molto bella. Allora, qua ci sono due immagini secondo me molto interessanti. La prima, quella a sinistra, così scusate che io cerco di accelerare, perché capisco che si fa una certa, come si dice in gergo tecnico, dovrebbe essere lo schieramento dei due schieramenti. Scusate, mi è perso il termine tecnico, che adesso mi sfugge, è la disposizione dei due schieramenti nella battaglia di Bilaora, fatta lato protestante, quindi a nord vediamo i protestanti, a sud gli spagnoli, e dovrebbe essere una di quelle formazioni che Cristiano di Anhalt in questa sua lettera dovrebbe aver in qualche modo accennato, e poi hanno poi fatto questo disegno in queste opere, in una delle varie opere che ha trattato la battaglia. Qua si ricollega al discorso che facciamo prima delle scelte iconografiche, che fanno sempre questi quadrati per disegnare le picche molto strette, però noi sappiamo che non erano dei quadrati, erano qui dei rettangoli. Anche banalmente perché se immaginiamo gli archibugieri che si mettevano ai lati di possibili quadrati di picchieri, le varie formazioni diventavano però dei rettangoli, perché adesso al netto di questo accenno così, che sono scelte, perché il problema è che le scelte iconografiche poi hanno segnato l'interpretazione di quello scritto, perché noi viviamo grazie alle immagini. Però è interessante vedere un disegno delle varie formazioni. Secondo me non è precisissimo, però qua aspetto gente un po' più esperta di me magari a studiare le varie scelte iconografiche. L'immagine a destra invece rappresenta l'inizio, le prime fasi della battaglia. È bruttissimo parlare di fasi di una cosa che dura 2 ore, quindi stiamo parlando più di 20 minuti probabilmente. Gli imperiali, Bourgois arriva in realtà in un secondo momento della battaglia, perché era stato ferito negli scontri precedenti e quindi non partecipa direttamente alla primissima fase, arriverà in un secondo, praticamente mezz'ora dopo l'inizio, visto che dura 2 ore, mezz'ora dopo l'inizio. Una parte iniziale, le fonti dicono che ha cominciato Tilly a studiare l'intero schieramento e anche che punti saggiare dello schieramento. Il contesto è questo: le forze protestanti in rosso sono schierate su questa collinetta e una parte delle forze è chiusa dentro una cinta muraria che vedete disegnata in un bosco,
in quella casa che nell'immagine che magari vedremo dopo è quella stesso edificio che si chiama Star House o Casa delle Stelle, se non vado errato. Quindi hanno fortificato alcuni pezzi, hanno messo i pezzi atelier e hanno provato a costruire delle piccole difese. Non ci sono riusciti a fare un sistema difensivo di trinceramento migliore, l'avevano però abbozzate. Gli imperiali spagnoli attraversano il fiume, e già qui, in ottica moderna, a posteriori, noi dovremmo dire, ma perché non hanno attaccato mentre delle formazioni pesanti attraversavano un fiume? Erano deboli. Comandanti spagnoli, alcuni comandanti protestanti con tanta esperienza avevano suggerito di dire attacchiamoli mentre attraversano il fiume, perché sono deboli. Siamo in inferiorità numerica, quelli devono attraversare un fiume, le formazioni si sfaldano, non riescono a rispondere, noi un po' tiro con gli archibugi, un po' con i cannoni, riusciamo a falciarne un po'. Li disarticoliamo e diamo un vantaggio. Il problema è che i comandanti principali dello schieramento protestante non avevano esperienza bellica e quindi scelsero di non seguire questo consiglio e ne scelsero un altro. Chissà come sarebbe andata la battaglia se per questa piccola scelta fosse andata in un modo diverso. In ogni caso, attraversano il fiume e si trovano ad attaccare in salita. È un problema tattico non indifferente. E allora Tilly cosa pensa? Saggiamo le forze di questi uomini. Vediamo quanto sono veramente resistenti. Le frecce blu che vedete in basso, controturno praticamente, in qualche modo provano a vedere il fianco sinistro come resistente e allo stesso tempo iniziano a sparare anche dal lato destro, cioè praticamente dal lato nord, con i cannoni, quindi verso un po' il centro e un po' a sinistra. Sono punti molto importanti nello schieramento protestante, che ebbero cercarono di resistere un po', ma come abbiamo detto prima, la forza spagnola proprio di coesione delle unità, della capacità di addestramento e di condensare sul campo di battaglia anni e anni di scontri con gli olandesi, ebbero semplicemente la meglio. Il tiro di archibugeria era molto più preciso, molto più efficace, sparavano probabilmente anche meglio, poi perché erano più addestrati. Abbiamo detto che l'esercito protestante era poco addestrato, aveva un morale basso perché le truppe mercenarie, le truppe in generale, non ricevevano una paga costante, si sentivano in inferiorità numerica e si vedevano queste formazioni esperte. E immaginate anche, vedete la bandiera, il segno di riconoscimento del tercio spagnolo, che aveva comunque una sua fama di invincibilità sul campo di battaglia. Ti sale la collina e non si ferma perché subisce poche perdite, perché non lo riesce a fermare. Psicologicamente, insieme a un contesto di morale basso, immaginate che fine può fare un soldato della milizia boema poco addestrato. Probabilmente qua ha descritto la reale situazione di campo di battaglia cristiano di Hanalt, come abbiamo detto prima, sparavano in aria e abbandonarono l'archibugi e fuggirono. Mi sa che mi si è frizzato, Luca? No, sì, mi sentite? Cioè, mi senti tu? Io sì, ti sento, penso ok, perfetto. Sì, sono io frizzato, non so il perché, però credo che poi credo che almeno mi sentirete. Dimmi tu, passo alla slide successiva? Sì, allora sì, solo perché volevo prova a passare, vediamo se non salta la connessione. Ok, no, questo è, come vedete, in realtà il campo di battaglia è stato ruotato, l'ho ruotato solo per far vedere una parte degli scontri, che è questa qua, è Google Maps del sito appunto dei revocatori di Bilaora, che fanno lo sconto dove ho messo io i rettangoli rossi, lo disegnano, se non ben capito dalla loro spiegazione, lo mettono scusatemi, fanno la revocazione in quel punto. In realtà lo schieramento protestante e di conseguenza quello cattolico erano lunghi circa 2 chilometri, 1 chilometro, tra 1 chilometro e 2 chilometri. E in realtà
il vero punto del combattimento non dovrebbe essere dove loro fanno la evocazione, ma un po' più spostato da un'altra parte. Ovviamente immagino, perché dall'altra parte ormai ci sono le case, quindi hanno dovuto scegliere un punto pianeggiato in cui fare la evocazione. Però è interessante che uno può andare a vedere visivamente quel famoso boschetto con quella casa che avevo accennato che sarà il punto terminale di resistenza, in mezzo alla, alla modernità, ma può andare a visitarlo. Noi abbiamo contezza visiva del campo di battaglia, questa collinetta e le collinette poi successive, poi ovviamente la geografia nei secoli è cambiata, era terreno di scontro. E se riesci a passare nella slide successiva, Luca, quindi scusatemi, l'immagine ha sempre fan service, e quei punti veramente centrali dove questo combattimento ebbe luogo. Sul fianco sinistro e poi al centro dove c'era Cristiano di Hanalt e dove combatteva il figlio di Cristiano di Hanalt, che aveva un motto che, se non vado errato, era indietreggiare mai. Infatti fu catturato e una delle poche unità che cercarono di tenere testa alle unità spagnole che stavano avanzando inesorabilmente davanti a loro, e letteralmente non riuscì a tenere testa. Perché? Abbiamo accennato che la cavalleria spagnola era tendenzialmente più pesante di quella protestante, aveva una preponderanza rispetto al lato corazzato, e i cavalleggeri in servizio presso i protestanti non riuscirono a tenere testa. Stiamo semplificando molto, ovviamente. Non riuscirono a tenere testa nel corso del combattimento a una cavalleria più pesante e a formazioni molto più esperte anche a trattare i cavalleggeri, e quindi semplicemente fuggirono dal campo di battaglia. Il venir meno di queste formazioni scompaginò le formazioni di fanteria e il lato sinistro praticamente cedette. Tilly e poi Bourgois, che poi arriva in un secondo momento del campo di battaglia, con un fianco sinistro che cede, semplicemente ruotarono, semplicemente presero di infilata il centro e poi mano a mano tirarono verso un comandante, uno dei comandanti forse con più esperienza militare, che era Schilik, che vedete invece che comandava l'ala che per noi è quella destra, quindi quella più a nord, che non riuscì a tenere di più, perché si stava praticamente sempre di più da solo a tenere testa a un esercito molto capace e molto combattivo. Allora, ascolta, ti interrompo un attimo, esco e rientro, Sì. tu rimani pure qua. Io ripasso così vedo quanti No, no, erano. ma vabbè, ma è questione di un minuto solamente, eh? Arrivo No, subito. perfetto. Tu continua pure a parlare e spiegare. Non credo che avrai sotto la cartina, ma te la metterò appena arrivo, ok? No, ma se riusciamo a tenere immagine questa cartina nella testa di Non chi sta rie- ascoltando è perfetto. No, 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 lo cioè so, ma noi che stiamo vedendo, tu fai pure quello che sì, devi. sì, ma se Teniamoci in io mente. Marco, se io esco non si vede la cartina, quindi mi dai un No, secondo e poi nessun problema. Io mi la. fermo. Arrivo subito, arrivo Vai, subito. vai, ci Scusate mancherebbe. ragazzi, eh. Questo è un colpo di stato.
Nel mente, sotto questo momento di silenzio, nel mente se ci sono domande o se ci sono dei dubbi su come magari mi sono spiegato troppo velocemente su alcune fasi, prova a leggere i commenti e eventualmente come dire, a rispondere. Quindi se ci sono anche delle persone che hanno dei dubbi, delle perplessità, mentre aspettiamo il ritorno di Luca potremmo sfruttare questo momento, così non lo teniamo eccessivamente morto. Ok, ho visto poi allora, ok, mi sono segnato le domande così poi magari eventualmente rispondiamo. Allora, si concentrano più sulle domande, sull'andamento singolo e non sulla singola battaglia. È possibile? Se ti riferisci a quella domanda, immagino che ti riferissi anche alle scelte. Scusami, c'è anche io la luce che mi sta dando fastidio. Sulle scelte iconografiche, immagino, delle battaglie alte dell'addestramento. È interessante, è una domanda interessante, è una possibile risposta, sì, potrebbe essere una risposta, potrebbe anche, il bello è che alcune domande secondo me non devono avere necessariamente una risposta, mi spiego meglio, poi è una mia idea magari totalmente folle e sbagliata, mi spiace, ogni tanto anch'io ho delle idee un po' così, nel senso che concentrarsi sull'insieme della guerra sì è possibile, secondo me è proprio una scelta stilistica. Scusate, sono tornato, perdonate. No, nessun problema, stavo rispondendo a due domande interessanti di Vincenzo Paura. E mi stavo chiedendo se mi sentiva, se era in realtà stavo rispondendo nel modo corretto alla sua domanda, ovvero aspetta che l'avevo vista prima ed era: potrebbe essere che si concentrano più sull'insieme della guerra e poi si concentrano poco sui singoli eventi e sulle battaglie. Penso che si riferisse al contesto di scelte iconografiche, immagino, nella scelta dei disegni, nelle battaglie e poi anche nei trattati. E stavo spiegando che secondo me è una domanda veramente interessante, ma a cui forse non c'è una risposta precisa e più o meno corretta, o comunque giusta. Perché alla fine magari sulle scelte iconografiche sono semplicemente dettate dalla facilità del disegno. Cioè anche noi quando vogliamo fare disegni, anche questa battaglia che vediamo a schermo alla fine è una semplificazione. Potrebbe anche essere solo quello il motivo, è semplicemente una scelta dettata dalla facilità del disegno, per cui mi viene bene il quadrato, o forse perché semplicemente l'idea che si ha delle formazioni spagnole bicchieri una volta erano quadrate e quindi si è mantenuta quell'idea di quadrato, che poi nella realtà dei fatti non erano quadrati, diventavano rettangolari. Potrebbe essere una possibile spiegazione. Se ci sono poi delle altre interpretazioni, io sono ben contento di ascoltare, perché è sempre interessante ascoltare opinioni diverse, magari soprattutto molto più corretti delle mie. Per rispondere invece a Bruno Mugnai, hai avuto vedere i quadri a Montagna Bianca? No, perché sono stato solo 2 volte a Roma in vita mia, e solo per neanche 36 ore, quindi non ce l'ho, cioè sì, forse per 36 ore le ho fatte, e quindi ho dovuto selezionare cosa vedere e quindi no, non sono riuscito, non le ho neanche guardate benissimo, non le ho neanche cercate su internet probabilmente per queste slide, poi magari sotto 2 minuti ve l'ho profondamente smentito, e quindi adesso me le cerco, così vediamo di cosa, così vedo, perché così mi accultura anche io, come vedete la fase di cultura è continua e costante. Io non ho incollato una fase, così li vedo. Se vuoi... Sono molto belli. No, sono molto belli. Scusate, mi sono messo a guardare i quadri. Sì, se vuoi, no, nel senso che se vuoi
li cerco anch'io e li condivido con tutti. Sì, potrebbe essere una bella idea, perché secondo me è un'aggiunta proprio a livello di che immagine ebbe questa battaglia, che ripetiamo è un fatto che durò circa 2 ore. Mm-hmm. Però è veramente, proprio la sua importanza è una grande vittoria, perché segna per certi aspetti dal livello cattolico finalmente la rottura dell'equilibrio tra cattolici e protestanti, e da qui in avanti sembrava che le formazioni cattoliche non potessero essere fermate. La Boemia cade sotto il controllo di Ferdinando II, poi avrà la fase palatina, il Palatinato venne poi, come hai detto giustamente tu, venne poi sì, sono veramente dovrebbero essere questi quadri. Bruno Munier correggici se sbagliamo, ma penso di sì, perché cerca vedere l'immagine, sono molto belli. Perché ho voluto collegare con la questione appunto dei rettangoli / quadrati, dei terzios, quindi immagino... No, ecco, questo quadro spiega veramente meglio rispetto alle mie scelte, quindi grazie, perché questo dovevo cercare meglio, perché questo ci dà veramente l'idea, forse un po' esagerato, però proprio l'idea di cosa volesse dire attaccare informazioni. Ripeto, secondo me è una scelta iconografica che sono troppo compatte. I manuali spagnoli parlavano di almeno 1 metro dai picchieri. Secondo me in questi masse di uomini non c'era 1 metro. Però, ripeto, potrebbero essere... È una cronaca, sì, notevolissima della battaglia, confermo, e soprattutto fa vedere in realtà la posizione protestante era di per sé forte. Immaginatelo con un trinceramento fatto esistente, ma valli a scardinare da una montagna vicino alla città che li sostiene, in una formazione, cioè, ma valli a scardinare. Se fossero stati anche, ovviamente qua sono troppi se, maggiormente addestrati, magari con anche solo il trinceramento dà più sicurezza psicologica. Lo si vede nel corso anche poi del 700, dell'800. Il trinceramento dà sicurezza alla formazione avversaria, alla propria unità, ti permette di ripararti, frena l'impeto avversario, lo puoi colpire, sei più in alto. In un trinceramento, quindi l'avversario è costretto comunque a smembrare le proprie forze, perché devono scardinarsi, no? Ecco che i Savoia ci hanno costruito la loro fortuna militare sulle fortificazioni sulle Alpi. Cioè, di cosa stiamo parlando? Invece vediamo proprio l'immagine di queste formazioni comunque compatte che salgono e semplicemente avanzano. Abbiamo reso conti anche da parte di alcuni, se cercate in rete ci sono molti studiosi che hanno cercato di trovare i vari resoconti di altri comandanti e non solo della formazione protestante. Dicono che ci sono delle unità militari che hanno sparato una salva. Una salva vuol dire che piantavano l'archibugio, sparavano, alcuni sparavano in aria, cioè neanche colpivano l'avversario, era solo lo sparare per sparare, e poi poi semplicemente abbandonavano l'archibugio e andavano via. Penso che un moderno, se legge queste cose, un contemporaneo si meraviglia e dice: ma com'è possibile? Era proprio il morale, proprio non ti permetteva la vittoria. Forse in altri contesti questa battaglia poteva essere vinta, forse. Però è veramente ecco perché è un fenomeno, viene citata perché è importante, perché ci sono dei comandanti protestanti che dissero, ci sono resoconti, dissero proprio a Federico V, re di Boemia, non si può più combattere. Dopo Bilaora non si combatte più, e infatti le battaglie furono molto ridotte, molto piccole. Gli scontri furono praticamente ovviamente delle scaramucce no. Poi abbiamo Flerus, abbiamo Stendhal, abbiamo altri combattimenti, ma sono 2 anni dopo.
la battaglia dopo, come ne parlavamo prima, Fleurus, poi abbiamo la battaglia finale della fase del Palatinato che è Stadtholt. Stadtholt. Siamo nel 23. Fleurus del 1622. Sono passati 2 anni. I protestanti si sono riorganizzati in 2 anni. L'impatto psicologico di Bilaora è troppo forte. Ed è per questo che è un turning point importante anche nell'equilibrio del Sacro Romano Impero. Qua ho messo alcuni quadri appunto della battaglia, vediamo sempre le formazioni che salgono. Pensate alla confusione, cioè, è affascinante, per studiare le battaglie del 600-700 è veramente affascinante. Guarda, non so se l'hai detto magari in mia assenza, ma altra cosa che effettivamente l'ha ripetuto anche spesso Marco Boniardi è il fatto che c'era anche una enorme presenza di fumo. Sì, non ho trattato, allora, scusatemi, non ho trattato gli aspetti tecnici. No, non è un problema. Però consapevole di questo. Però sì, poi immaginate l'archibugio. Esatto, cioè questo significava ovviamente anche una visibilità che poi nel giro di poco era ridotta. Sì, tra l'altro, allora, la cosa veramente interessante è che a Bilaora al mattino c'era la nebbia. Stiamo parlando di novembre del 1620, al mattino presto vicino a Parma. I cattolici attraversano un fiume, quindi già la temperatura dell'acqua non voglio sapere quanto fosse bassa per fare solo una battuta così facile. C'è la nebbia. I protestanti sono schierati in collina, non sanno dove stanno arrivando le formazioni avversarie. Poi ovviamente la nebbia sparisce, arriva il sole, o comunque il tempo che c'è, quindi la nebbia sicuramente si alza un po'. Cominciano a sparare i cannoni, cominciano a sparare gli archibugi, il fumo, immaginate la confusione. Questi archibugi, Marco Boniardi, ripeto, l'aveva sicuramente trattato quando è venuto qua a parlare di armi. Si è trattato di archibugi, ovviamente, perché so che ha trattato sicuramente i moschetti nel 700 e nell'800 e poi anche i fucili, giusto? Non so se il 600 l'abbia toccato, abbia detto qualcosa, non ho contezza. No, però abbiamo toccato con altre persone, tra cui Celino Badone, tra cui anche Mirko e tanti immaginate, altri. un archibugio pesa tra i 7 e i 10 kg, quindi è una cosa pesante. Devi sparare come un cavalletto, devi avere il cavallettino perché è difficile tenere su una cosa del genere. Fa fumo, ecco appunto. Fa fumo, c'è rumore, gli ordini vengono gridati. Immaginate lo schieramento protestante, non si capisce dove stanno attaccando, chi sta attaccando. C'è Bourgois che va a sinistra, però c'è Tilly anche sul lato destro, però in centro stanno forse sfondando. No, ma la sinistra è saltata, la cavalleria è fuggita. E io cosa sto qui a prendermi le picche degli spagnoli? Capisco, è umano questa cosa. Ripeto, è in un tempo veramente limitato, 2 ore. Gli scontri precedenti nella fase in cui i boemi hanno l'offensiva, ma anche in altri scontri, in cui però i boemi persero. Parliamo di alcuni scontri che durarono diverse ore, forse giorni, adesso vado a memoria. Alcuni scontri giorni. L'assedio di Pilsen durò forse 2 mesi. Cioè, eravamo abituati tendenzialmente a scontri ben più lunghi. Anche nell'immagine dell'epoca, questo scontro non è uno scontro, è una disfatta. È una vittoria folgorante per gli spagnoli, ma la protestante è una disfatta. Non possiamo resistere a queste forze. E infatti poi, ovviamente non senza colpo, non senza difficoltà, però inizierà una seconda fase, che è l'occupazione del Palatinato, che sarà molto più veloce. Qui, solo per ricapitolare, così ci avviamo verso le conclusioni, cosa successe dopo Bilaora? L'abbiamo ripetuto più volte. Ci sarà quella che viene definita una repressione, cioè Ferdinando II ottiene il controllo della Boemia con una battaglia. Cioè, anche qui, io cerco sempre di essere veramente, perché sono un po' affascinato e un po' stupito da queste situazioni. Cioè, pensate che si stava arrivando da guerre che non venivano decise da una battaglia, poi si giocavano sull'attrito, si potevano ricostruire le unità, si potevano riassoldare altri mercenari. C'erano conflitti che erano durati molto all'epoca. Poi abbiamo un regno che crolla per una battaglia praticamente.
i protestanti fuggono, vanno prima nel Palatinato, poi vanno in Olanda verso nord del Sacro Romano Impero, non riescono a ricostituire le forze, le devono ricostituire, ci mettono, abbiamo detto 2 anni, prima che siano credibili ovviamente ci mettono sicuramente meno. La battaglia più importante dopo Bilaura, sicuramente ce ne sono delle altre di minori, però una delle più importanti è Fleurus, che avviene nel 22, abbiamo detto poi quella del 23, e poi quella 23 è proprio la fine definitiva, non c'è più. Non si può più, basta, facciamo l'accordo, non ce la, io Federico V non ce la faccio più, i miei alleati non mi sostengono, non è che non sono più credibili, hai vinto troppo bene e troppo velocemente rispetto all'epoca, non ho più la forza per oppormi a te. Certo, io cerco anche di fare un attimo un sunto qua per le conseguenze. Praticamente la Boemia non è più ormai corona diciamo elettiva, ma diventa ereditaria su di fatto re boemi, insomma, re di gradimento, di solito appartenenti ovviamente alla famiglia asburgica. La cosa interessante è che appunto, come giustamente scrivi, vengono confiscate le terre ai nobili protestanti e ovviamente insomma ci saranno spartizioni costanti e diciamo che il regno di Boemia rimarrà sotto la, diciamo, l'egida degli Asburgo per veramente tanti secoli. Detto questo, altra poi cosa... il conflitto, scusami, vai, finisci. No, poi... No, no, volevo solo dire, poi non solo, con il controllo della Boemia poi ci sa l'inasprimento, ma appunto i punti sono, perdonatemi, i punti sono veramente stringati e quasi scorretti nella loro semplicità, ma sicuramente lo stavi per dire anche tu, Luca. Cioè poi quando si prende il controllo della Boemia, poi si stringono le corde della, come dire, della religione permessa, cioè c'è poi una fase per cui è campo tuo, quindi non vorrei sforare, di ricatolizzazione, corretto? Assolutamente sì, Tutto infatti... stiamo parlando di una violenza anche psicologica Ma non perché siamo nel pieno periodo della Controriforma e quindi certo. Ferdinando II, essendo un fervente cattolico, tra parentesi, cresciuto dai Gesuiti, o meglio, scolarizzatosi presso i Gesuiti, ovviamente, insomma, ne è di fatto colui che vuole portare di nuovo il cattolicesimo all'interno della Boemia e renderlo di nuovo grande. Detto questo, oltretutto, Bethlen Gabor insomma se ne va ovviamente No, lui se ne ha già andato, cioè per i suoi fatto. ma tutto viene oltretutto sancito da quello quel trattato che avevo già citato prima, cioè Nicolsburg, Sì. cioè, dove praticamente gli Asburgo dicono guarda ti diamo tot territori, tu te levi e si levano ovviamente con te poi anche tutta la possibile minaccia turca e quant'altro. Abbiamo detto che alcuni stati protestanti, ducati protestanti, passano direttamente a Ferdinando II, cioè non vogliono neanche più averne a che fare con Federico V. Assolutamente Poi, sì. anche lì, nella fase poi del Palatinato, quando il Palatinato cadde, anche sempre parlando di impatto psicologico, insisto sull'impatto psicologico perché noi oggi viviamo in un contesto in cui la guerra è presente in ogni giorno, non abbiamo e non viviamo più come dire, non possiamo capire forse completamente alcuni impatti nelle memorie collettive delle persone. Il Palatinato era visto come il centro, uno dei centri nevralgici del protestantesimo nel Sacro Romano Impero. Cade, viene conquistato in 2 anni neanche. Ecco, è proprio in battuta, proprio perché dici viene conquistato. Altra chicca, Massimiliano I d'Asburgo riceve l'elettorato. E poi va a un principe cattolico. Esattamente. Cioè, nel senso, Lì poi certo. diventa proprio elettore, cioè elettore tra i 7 principi elettori di cui avevamo parlato Nella live nella precedente. scorsa Cioè, precedente. pensate cioè, pensate a come si arriva nel Sacro Romano Impero, quanta fatica e quante guerre erano state commesse nel secolo precedente per arrivare a un equilibrio. Questo equilibrio in 2 anni
più o meno mal contati, è stato rotto. E si è rotto, cioè due realtà protestanti principali sono letteralmente cadute in mano e poi assegnate alla tra virgolette, alla controparte. Dopo la sconfitta di Villaora e poi con la campagna le campagne come seguono e non vanno bene, la Lega Protestante, io non vado errato, si scioglie nel 22, no, 23, 21-22 21 al 23. Sì, si scioglie. Poi... Cioè, la Lega Protestante, che era la Lega che era riuscita a ottenere questa sorta di autonomia, aveva fatto, cioè, non voglio qui addentrarmi, ma ripeto, e aveva ottenuto quello. Sì, io lo ripeto, si scioglie, non è abbastanza forte. I principi dentro capiscono che non è periodo e si accordano con Ferdinando II. Cioè, è una battaglia, e ovviamente contornata da altre, ha sancito la rottura di un equilibrio. Già questo dovrebbe dire l'impatto, ecco perché Villaora è importante, anche se è durata 2 ore, neanche, ha questo impatto veramente forte. Anche sulla psiche delle persone, sull'intelletto. Detto questo, qua giustamente fai anche un riferimento alle conseguenze internazionali. Sì. Giacomo prima l'avevi detto, tra parentesi, inizio live, cerca oltretutto di provare a instaurare, diciamo, una politica matrimoniale favorevole, diciamo, a se stesso e, diciamo, un po' anglo-spagnola, ma ovviamente per chi... non ce la fa, non è abbastanza forte, forse non è neanche un attore credibile per ottenere una cosa del genere. L'infanta di Spagna dice a suo vai, figlio, vai, è un piacere. No, è un piacere, perché è quello che viene raccontato poi anche in Alla Triste, cioè quell'episodio ora si ispira a fatti realmente accaduti, cioè la cosiddetta, viene chiamato la via scozzese di fatto, o qualcosa del genere veniva chiamata, cioè la romantica tradizione scozzese, cioè praticamente si doveva mandare il figlio del regnante di Scozia, di fatto Giacomo I era anche re di Scozia, a provare di fatto a vedere se si riusciva a instaurare una politica di alleanza matrimoniale con la Spagna. Non andò bene, non andò per niente bene. E poi un altro evento importante, si riaccende il conflitto tra Spagna e Province Unite. Sì, perché prima inizio live mi sono sbagliato per 20 anni, in realtà ho fatto una crasi fa 12 anni e 1620, quindi ho sommato le cose, ma questa è la stanchezza di gente che lavora e studia storia la sera, quindi sbaglia continuamente queste cose. Guarda, ti assicuro che c'è gente anche più pazza che per una live con Cecini, il mio collega di là, aveva disdetto una cena con una bella signora e per la mia una cena con amici. No, io non so. allora, Claudio, non so, io non sono un oratore così importante. Grazie, mi onora, mi fa molto piacere, ma questo vuol dire forse è più un complimento al proprietario del canale più che all'oratore, per un semplice motivo. Il canale ha una presenza scenica e un impatto sulle persone molto, molto importante. Forse questo è un grande complimento nei tuoi confronti, io credo. Comunque, tornando a bomba, hashtag resto umile. Comunque, sì, esatto. Comunque, tornando appunto a quello che stavi dicendo, si riaccende il conflitto, anche perché gli spagnoli cominciano a dire, probabilmente cominciano a pensare male, aspetta un attimo, ma la situazione è favorevole. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ma perché? Cosa è successo? 12 anni prima era stata fatta scattare la cosiddetta tregua dei 12 anni tra l'impero spagnolo e le Province Unite. Ovviamente la scadenza arriva proprio nel 1621 e tac, si riparte da capo, si riparte con il conflitto che è la guerra degli 80 anni. Però attenzione, qua sul campo olandese sicuramente sto andando a memoria, tornano sul campo di battaglia le unità spagnole che probabilmente hanno avuto esperienza adesso in Boemia e in Germania, arrivano sul campo olandese, si adattano a un contesto ovviamente diverso, ma sono ancora più batteproof di prima. Sicuramente questo, se
c'è uno storico, Cagnete, se non vado errato, Ugo Cagnete, ha scritto più libri sulle unità spagnole, sui tercios di Fianda nella guerra dei 30 anni, seguendo i movimenti delle varie formazioni spagnole che dal Belgio passavano alla Germania, ma soprattutto viceversa. Ed è un elemento secondo me importante da considerare, un punto a favore delle unità della Spagna nel riuscire a ottenere vittorie però non totalmente convincenti, comunque non strategicamente rilevanti, cioè alla fine sappiamo come va a finire poi la guerra tra Spagna e Province Unite. Alla fine loro riescono a mantenere la loro autonomia. Quindi le vittorie lato spagnolo sicuramente sono, adesso inizia una fase in cui gli spagnoli riusciranno a ottenere dei vantaggi delle vittorie, possiamo forse dire non decisive, non veramente così decisive, ma anche perché il contesto olandese, l'abbiamo detto prima, ti permetteva di giocare sull'attrito, probabilmente, molto più che il contesto tedesco. Ovviamente contesto molto ridotto, dall'altro lato contesto molto più ampio. Ci sono poi ovviamente delle implicazioni a livello sociale, a livello politico, a livello anche banalmente economico-militare. Gli olandesi avevano probabilmente molti più soldi della Boemia del Palatinato, per cui riuscivano tutto sommato a tenere in piedi le proprie forze armate, e forse alla fine gli spagnoli alla fine non riuscivano a dare il colpo decisivo. Poi c'è tutta la questione per cui gli assedi nel teatro olandese, non addentriamoci. È vero, però bisogna sottolineare che una delle tante conseguenze, appunto come dicevi tu, scatta nel 21, quindi sfruttano l'occasione e passano di nuovo all'offensiva, ottengono delle vittorie. Quindi anche fuori dalla Germania c'è la sensazione i cattolici si sono fatti sotto e guarda, tutto sommato sono tornati più forti di prima. Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro inizia la cosiddetta fase palatina, molto, molto brevemente. Ecco qua, molto brevemente, abbiamo accennato prima, richiamiamo l'immagine di prima. I protestanti cercano di sganciarsi dalla Boemia e passano poi nel Palatinato. Grazie per l'immagine. E come così abbiamo visto prima che la fase iniziale va nel Regno di Boemia, la seconda fase, tra virgolette, va nel Basso Palatinato, ma poi vediamo questa freccia blu che passa fino nell'Unione olandese, alla fine andrà poi verso nord, perché i protestanti fuggiranno praticamente, perché non riusciranno a tenere testa alle forze imperiali, perderanno di nuovo a Fleurus e poi andranno in Olanda. Dall'Olanda ricostituiranno le forze e proveranno nel 1623, così poi vediamo l'ultima slide e poi così concludiamo questa live che sta durando già da 2 ore, quindi grazie a chi ci sta ancora ascoltando. Nella battaglia di Stadholt, proveranno a Federico V ingaggerà Cristiano I di Brunswick, che poi era già un principe al servizio di Federico V già negli anni precedenti. Sì, lui sostituirà gli altri. In verità dal 21 lui inizia ad essere al servizio di Federico V, perché più che altro, te lo dicevo anche fuori live, aveva una sorta di come dire amor cortese, chiamiamolo così, ecco, per la moglie di Federico V, appunto Maria Elisabetta Stuart, e che ovviamente, diciamo, fece sì che praticamente il buon Cristiano I di Brunswick andasse, diciamo, al lato dell'Unione Protestante, diciamo così. E la cosa interessante, prima di arrivare a Stadtholdt, se me lo concedi, è proprio la battaglia di Wipfen prima, perché fu una disfatta protestante dovuto purtroppo al fatto che
i rifornimenti esplosero per un colpo di cannone di parte cattolica, e questo ovviamente fece scaturire la vittoria principalmente dei cattolici. Successivamente la battaglia di Fleurus furono 5 cariche di cavalleria comandate proprio da Cristiano di Brunswick, 4 che andarono male, la quinta riuscì, diciamo, a sfondare per arrivare verso la fortezza, questo nel 1622, ma diciamo queste cariche purtroppo resero il buon Cristiano monco del braccio destro, se non ricordo male, o del sinistro, comunque di uno delle 2 braccia, e ci fu la famosa frase che lui disse, e mi pare fece pure incidere, cioè mi è rimasto l'altro di braccio. Quindi sempre una persona, diciamo, molto sui generis, ma anche estremamente dedita di fatto a questo eroismo patriottico-religioso, ecco, da questo punto di vista. Fino poi, appunto, nel 1623, alla battaglia definitiva che chiude questa fase, che è la battaglia, per l'appunto, di Statoil, che sta proprio nella zona tra Münster, Dortmund, comunque quasi a confine dell'Unione olandese. Ecco qua, 2 parole, Marco. Solo velocemente, perché mi rendo anche conto che a un certo punto sono state messe veramente tante informazioni, e devo essere onesto, alcuni, come ho detto all'inizio, non è il mio periodo storico di riferimento principale di studi in cui ho voluto approfondire nel corso della mia passione storica, quindi ho dovuto fare un po' di ricerche e ho dovuto selezionare gli obiettivi, quindi per quello che la parte di Flores l'ha fatta più Luca, perché ho detto è interessantissimo parlarne, però ho detto facciamo la battaglia tra virgolette iniziale, quella finale, così facciamo un'opera completa. Non ho trovato veramente così tanti resoconti abbastanza precisi della battaglia. Qui potrei sbagliarmi perché banalmente ho fatto male le ricerche, come sempre detto è umano, però alla fine la battaglia come dire, poi sancisce il definitivo predominio delle forze cattoliche, delle forze imperiali su quelle protestanti. In questa fase, e forse anche nella fase successiva, in questa fase per ora i protestanti, tutto sommato, sono riusciti sempre con estrema fatica a rischiare delle unità, anche in numero abbastanza consistente, sul campo di battaglia. Hanno sempre provato, hanno sempre avuto ancora forza economica, forse per gli alleati olandesi, forse per altri sostenitori nelle varie però, a cercare di riequilibrare lo scontro, a schierarsi. Purtroppo hanno sempre peccato probabilmente di qualità in queste forze che venivano schierate sul campo di battaglia. Non tanto perché quanto insitamente scarse, ma banalmente forse perché semplicemente ammassate troppo in fretta, perché magari si sentiva l'esigenza di tornare subito a trovare una vittoria, perché abbiamo sempre perso. Abbiamo iniziato nel 18, siamo nel 23, non abbiamo ancora portato una vittoria simbolo nei confronti dei cattolici. I cattolici le hanno già fatte 2, veramente simbolo, abbiamo detto Montagna Bianca e Fleurus, e hanno già occupato i territori. Noi non abbiamo ancora portato, abbiamo magari ottenuto le vittorie piccole, ma non abbiamo portato un qualcosa di veramente simbolico che possiamo vendere all'estero, in quel concetto di diffondere e propaganda e cercare di unire il fronte protestante a livello europeo, ok? Probabilmente c'è anche insito dentro i comandanti questa sorta di fretta, di voglia di rivalsa, probabilmente che ha fatto commettere sicuramente degli errori, magari di valutazione, di ok, siamo pronti, però magari potevamo aspettare un anno. Poi tuttavia, abbiamo detto, la battaglia, di nuovo, escono sconfitti i protestanti. Oh mamma mia, mi pare che solo 5.000 uomini riescono a ritornare nelle Province Unite. Sono partiti in più di 20.000. Solo 5.000 ritornano nelle Province Unite. Gli altri ovviamente vengono catturati, sicuramente muoiono tantissimi. Una parte viene
viene catturata una parte, semplicemente si sfalda, va negli altri possedimenti protestanti, fugge, non riescono proprio. Poi c'è questa sensazione dei cattolici che sono inarrestabili, non riesci a perdere, un po' perché ci sono anche dei signori comandanti lato cattolico, stiamo parlando di nuovo di Tiri, stiamo parlando di tanti altri comandanti veramente provati da scene di dai teatri di guerra. Però anche lato protestante c'erano dei comandanti che avevano dell'esperienza bellica. E qui fa forse come dire, è interessante capire il fatto che forse, un altro punto di riflessione che secondo me potrebbe essere interessante mettere a sistema è, forse lato protestante c'erano i politici, mettiamolo così, i politici, quindi i rappresentanti della nobiltà, i principi, e c'erano i militari. E i due mondi non parlavano così tanto e non si mettevano d'accordo, come invece nel lato cattolico forse c'era una maggiore concezione per cui dire: io affido a te le mie unità, io le sostengo, faccio di tutto per sostenerle, ovviamente coi limiti, perché sappiamo poi nella guerra dei 30 anni, anche prima, questa cosa non avveniva con regolarità. Però io ti fornisco le unità, tu devi portarmi dei risultati, delle vittorie. Forse nel lato cattolico, lato quindi imperiale cattolico, c'è una maggiore concezione per cui io non ho esperienza vera di guerra, non prendo le decisioni. Questo non è cifra stilistica di faccio sempre le scelte giuste, ovviamente, perché abbiamo parlato di Ernest von Mansfeld, che era un comandante che aveva una signora esperienza sul campo di battaglia e ha preso purtroppo, o per fortuna non si sa, sonore batoste tra il 1619 e il 1622-21, poi lui morirà nel 1626, se non vado errato, o mi sto confondendo con un altro comandante. Mi pare nel 38, però ancora dopo. Comunque, sì. forse la sua immagine di comandante subì veramente una forte, cadde proprio un po' in disgrazia, comunque perse un po' della fama che era riuscita a conquistarsi, perché uno può anche fare scelte sbagliate sul campo di battaglia, può succedere. Avevi ragione, 26. 26? Sì, sì, 26. No, è Turn che muore nel 38. Si chiamano tutti più o meno allo stesso modo, cioè, come dire. No, neanche, non è neanche Turn che morì nel 38, però intorno a quegli anni lì, se non ricordo male. Comunque non è. Comunque stiamo parlando di fatto di comandanti che avevano dell'esperienza, forse non avevano la qualità umana, forse avevano delle intromissioni politiche. Abbiamo detto la battaglia della Montagna Bianca. Il comandante in capo delle forze protestanti chi era? Era Cristiano di Hanalt, il principe, uno dei principi nella corte di Federico V, che comandava al centro dello schieramento, che in qualche modo non volle seguire il consiglio di comandanti con molta più esperienza, che magari conoscevano anche gli spagnoli, cioè magari avevano anche la concezione di ok, io posso perfino provare a immaginare come combatteranno. Lato cattolico, da quello che ho provato ad approfondire, io ho avuto un'impressione molto diversa e mi piacerebbe essere magari anche smentito nel caso, perché sarebbe anche interessante. Invece i militari veri, Tilly, Bourgois, poi dopo Wallenstein, eccetera, ok, vai, certo, affitto tu sei un comandante mercenario, ti affitto praticamente, però poi la strategia la decidi tu. Massimiano prima era il capo di queste fasi degli eserciti della Baviera e della Lega Cattolica, ma non lo comandava lui l'esercito. C'era il conte Tilly che comandava, che dettava la strategia e gli schieramenti sul campo di battaglia. Lato protestante ho sempre avuto l'impressione che fossero i nomini che in qualche modo cercavano di definire le strategie. Forse anche questo è un altro elemento di debolezza del fronte protestante. E infatti l'equilibrio probabilmente si è rotto quando sono arrivati sul campo di battaglia della gente, magari anche ovviamente o nobili, ma che avevano esperienza di combattimento e che sapevano cosa andavano a fare sul campo di battaglia. E infatti lì le differenze si sono viste. Questo non lo so, è uno spunto di riflessione finale, così andiamo alla slide finale, che io faccio sempre le slide un po' simpatiche, un po' così, per chiudere, ma quando finisce questo di parlare? Mi ha annoiato a morte, siamo 2 ore e un quarto, capisco, però secondo me uno spunto di riflessione anche interessante. Quanto potrebbe aver influito sul fronte protestante
questa intromissione? Forse tanto, forse poco. Secondo me tanto. E qui io vi ringrazio per l'ascolto e veramente mi taccio ricordando che questa fase, questa rottura dell'equilibrio fu talmente devastante a livello psicologico, a livello umano, a livello politico, diplomatico, che dà via a quella che è l'escalation della guerra dei 30 anni. Siamo nel 23, si firmano le varie tregue, ok, ma poi arriva nel 25 la fase danese, poi entrerà la Svezia, poi ci sarà il periodo francese, cioè il teatro siamo partiti da Regno di Boemia che vuole la sua tra virgolette, indipendenza o la sua autonomia. Facciamo un conflitto, ovviamente loro non usavano questi termini, facciamo un conflitto locale, un conflitto limitato al Sacro Romano Impero. Stiamo arrivando a un alto livello di conflitto, molto più grande. Sì, infatti si infocherà tantissimo anche per, ovviamente, delle pretese nobiliari e territoriali, specialmente dei vari altri regnanti d'Europa, perché questo è. Nel caso, oltretutto, della Svezia, ricordiamo anche che se non fosse stato per la Francia, che ci ha messo il cash, ma lo vedremo poi con la fase svedese, certo. La Svezia probabilmente non sarebbe stata magari così non reggeva così tanto. devastante, perché comunque ricordiamo che dal lato cattolico iniziò, poi quell'epoca già era bello che svezzato e molto famoso e molto temuto, diciamo a ritagliarsi una certa fama, Albrecht von Wallenstein, quindi divenne talmente famoso che non lo tolsero dal campo di battaglia, lo tolsero esterno dal campo di battaglia e neanche la parte avversa, la propria parte lo fece fuori. Lo fece la propria parte perché lui stava allora, perché faccio un piccolo spoiler, poi andiamo alla conclusione. Perché Ferdinando era sempre, diciamo, con pochi soldi. E quindi per pagare... L'abbiamo detto inizio live, gli Asburgo non erano famosi per essere ricchi. Per pagare Wallenstein, che invece metteva di tasca propria praticamente un suo esercito, ok, gli doveva dare in cambio dei territori. E quindi lui cosa diventò? Diventò prima conte di Friedland, poi di Mecklenburgo, o al contrario, adesso non ricordo. Comunque si iniziò a creare anche un suo bel, diciamo, piccolo regno. E quindi questa cosa ovviamente iniziò a stare scomoda a chi stava vicino all'imperatore, sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista del prestigio politico, tant'è che i consigli dell'imperatore a un certo punto gli dissero: senti, te lo devi togliere, cioè nel senso lo devi abbiamo anche una figura simile che guadagnò veramente tanto prestigio in questa guerra e l'abbiamo accennato più volte, Massimiliano I di Baviera. Arriverà a fare gli accordi, presterà un sacco di soldi, oltre a una cosa per 30.000 uomini in una prima fase e poi altrettanti in altre fasi successive. Il cugino, cioè l'imperatore Sacro Romano Impero, l'abbiamo detto prima, lo ripetiamo, solo per far capire veramente cosa volesse dire prestare soldi e diventare finanziatori. Ok, io ho possedimenti in Austria, questi qua li puoi occupare tu, perché finché io non ti ripago li puoi occupare e puoi usarli tu. E poi dopo, ovviamente poi ci sono anche questioni dinastiche, come tu hai giustamente sottolineato, il prestigio di Massimiliano era talmente forte che dici, ah sì, allora anche adesso per motivi dinastici e poi per prestigio, Palatinato. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, Shevan giustamente qua chiedeva, Wallenstein, se non sbaglio, chiede di diventare marchese del Brandeburgo, per Ferdinando II era troppo pericoloso. Non è una questione solo che non tanto che Ferdinando era troppo pericoloso, perché di fatto buona parte delle vittorie di Ferdinando furono dovute al Wallenstein, ma perché Wallenstein più che altro aveva un piano all'inizio per l'impero, cioè lo sbocco sul mare, che non aveva. Se quando lo approfondirete ascolterò, è interessante. Che non aveva, e avere degli sbocchi sul mare, specialmente su quel mare, era molto importante.
E questo piano però non gli riuscì, tant'è che poi insomma ci furono impedimenti, l'allontanamento, poi venne richiamato, poi ovviamente insomma alla fine nel 1634, se non erro, venne anche assassinato. Però queste sono cose che verranno scusa, trattate. abbiamo divagato, però pensate cosa si è messo in moto. Sì, no, infatti è tutta una spirale che ovviamente ha fatto scoppiare un incendio sempre più grande. E pensate quanto male lo trattiamo questo periodo storico, anche poi in ambiti dove si può approfondire meglio. Io capisco che magari le medie o nei licei, giustamente, per motivi di tempo, non si riescano a trattare tutti gli argomenti con la dovuta profondità. Abbiamo ore limitate. Ma a livello anche universitario. Adesso, non avendo fatto l'università di storia, io non lo so, e quindi parlo negli altri pezzi di università che conosco. Questa parte non viene trattata così bene. O forse viene trattata settariamente, in modo settoriale, per cui prendono dei pezzi, non lo so. No, viene trattata, però è anche perché è un momento spartiacque tra prima età moderna e seconda età moderna, quindi ovviamente siamo in un contesto comunque importantissimo. Così approfonditamente è roba che devi fare tu. Però è proprio quello. E il problema che si può notare nella guerra dei 30 anni è il fatto che, per quanto sia nato all'interno del contesto del Sacro Romano Impero, è proprio lì che noti che è un conflitto estremamente complicato da comprendere, non solo per i soliti motivi religiosi, che per l'amor del cielo erano enormi e importantissimi per l'epoca, ma specialmente a un certo punto vengono meno, forse, no? No, sì, assolutamente sì, ma specialmente, infatti, stavo dicendo, proprio per i territori. Cioè, il Sacro Romano Impero è un coacervo di regnetti, regnini, ducati, margraviati, città indipendenti, con ognuno tutto un diritto diverso, che non era così semplice riuscire a tener saldo, considerando che poi è una monarchia di fatto elettiva in qualche modo, quindi era proprio difficile anche riuscire a mettere d'accordo i 7 principi elettori cattolici e anche protestanti. Certo. Proprio anche per quel gioco di equilibrio anche religioso, e all'epoca religione e politica andavano sempre a stretto giro di pari passo, che ovviamente non era così semplice da gestire, ed è per questo che è complicata questa guerra, ma per quanto sia complicata è di estrema importanza, perché è proprio da qui, secondo me, che poi le basi per quello che sarà di fatto quello che poi è il pensatore che darà l'inizio a ciò che è il diritto internazionale, cioè Ugo Grozio, è da qui che si vede tutto. È questo che è proprio lampante per far capire come nasce il diritto internazionale, come effettivamente è la politica degli equilibri, come perché si parla di, per l'appunto, la politica post-Westfalia. Vogliamo parlare, vabbè, qua diciamo sempre, per rimanere nel campo dell'ovvio, anche se non è adatto l'ovvio a questo canale, ma solo perché è ovvio, ricordiamo che storia e relazioni internazionali, una delle date principali che probabilmente già nella lezione 1 del primo corso, del primo anno della triennale, è Pace di Westfalia 1648, e si parte da lì a spiegare le relazioni internazionali. Assolutamente sì, assolutamente sì. Forse non nella lezione 1 e nell'ora 1, forse nella lezione 2, però insomma si parte da lì. Assolutamente sì, perché da lì ci furono tantissimi interessi, implicazioni politiche, religiose, di tutto. Solamente per dirne una, che sarà quella che poi scatenerà un po' il tutto quando scenderanno i danesi, è che i danesi avevano pure l'Holstein.
certo. che è Ma parte del Sacro Romano Impero. l'abbiamo detto troppo velocemente, ma qui, ripeto, è sempre colpa di chi fa la presentazione. E c'erano delle monarchie esterne che avevano e poi per esempio anche i Windsor, fu così per un sacco di tempo anche dopo, avevano dei regni dentro il Sacro Romano. Il Sacro Romano Impero era talmente un insieme di regni che alcuni duchi o alcune corone dei regni interi al Sacro Romano Impero appartenevano a monarchie esterne al Sacro Romano Impero. Pensate agli Hannover, che poi andarono da un'altra parte. Adesso vado a memoria, la Franca Contea, per una buona parte della sua storia, appartiene al Sacro Romano Impero. La Franca Contea, e insieme però al Belgio, qui vado errato, perché le cartine le contano insieme, ma secondo me non era insieme, al Belgio, alla morte di Carlo V, fu diviso da due rami e non andarono agli Asburgo d'Austria, andarono agli Asburgo di Spagna. Gli Asburgo di Spagna Per il motivo di prima. Per il motivo avevano però dei possedimenti interni al Sacro Romano Impero. Cioè, pensate le implicazioni. Se tu toccavi una cosa al Sacro Romano Impero, saltava il castello di carte continuamente. Ed è per quello che abbiamo insistito, ho insistito io personalmente più volte, ma ogni tanto anche Luca, e forse anche Elia Morelli nella live precedente, a insistere veramente sul concetto di quanto è importante l'equilibrio in una realtà del genere, e quando succede qualcosa che lo rompe, ma lo rompe in modo dirompente, improvvisamente succede patatrac. Cioè a un certo punto comincia a scalare tutto troppo velocemente perché l'equilibrio è fondamentale. E se salta, ma poi salta male per tutti. E tutti vengono coinvolti subito. Sì, assolutamente. Senti, 2 ore e 25. Sì, direi basta, soprattutto direi quando smetti di parlare. Quanto smetti di parlare quello? No, ma perché anche io ho il fiato ormai andato e ho bisogno, appunto. Ma quando finisce di parlare? E ho bisogno anch'io di riposarmi un attimo, perché penso l'avrete visto, è tutta la live che tossisco. Quindi, detto questo, io ringrazio voi che siete stati così tanto tempo comunque a seguire questa complicata fase, anzi prima fase della guerra dei 30 anni. Ringrazio ovviamente Marco Cencio per essere stato ospite qui e avercene parlato insieme. A voi. Grazie a te dell'opportunità, non capita tutti i giorni di avere questa possibilità. Grazie. E altra cosa, dunque, prossimi appuntamenti di marzo, altre 2 live avremo, non ricordo i giorni ma le ho fissate. La prima parleremo, sarà ospite Francesco Dei, e parleremo del periodo di 3 battaglie famose, o anche 4, del periodo Sengoku, ma quindi ci spostiamo molto a oriente, e quindi nel Giappone feudale. E successivamente, credo verso fine mese, sarà ospite qui per la prima volta Crescenzo di Crash History, dove parleremo appunto della fase danese. Quindi arrivano i danesi, va bene? Ci sarà del marcio in Danimarca? Possibile, ma forse c'è più marcio nell'Holstein. Detto questo, bene, grazie a te Marco, grazie a voi. E ci vediamo a questo punto. Ci vediamo a questo punto alla prossima live, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti. Buona serata a tutti, grazie ancora.